Siamo arrivati qui alla fine del 1700 da Roana, sull'altipiano di Asiago, per continuare il nostro mestiere di lavoratori del legno. Quante fatiche, quanti stenti hanno dovuto sopportare i nostri padri per trasformare i grandi faggi del Cansiglio in scatole, in contenitori. Sì, perché era quello il nostro lavoro. Fin da piccoli ci dicevano: ricordati che sei cimbro. La certezza delle mie origini mi ha aiutato a vivere meglio. Eravamo in tanti ed eravamo orgogliosi del nostro lavoro. La foresta era la nostra casa e noi, liberi, ci vivevamo. Eravamo in armonia con l'ambiente. Ci insegnavano fin da piccoli a capire il linguaggio della foresta, a capire i segnali del tempo. La famiglia, la famiglia. La famiglia era una cosa importante. Ognuno apportava il proprio contributo al lavoro quotidiano, anziani e bambini compresi. Dalla sua unità, dalla sua compattezza, dipendeva l'esito positivo del futuro. Anche la religione era molto importante. Ogni giorno era accompagnato dalla preghiera delle donne e dei bambini. Gli uomini invece vivevano in silenzio e con dignità la loro preghiera quotidiana, fatta di stenti, fatta di lavoro, fatta di fatica. Poi venne il progresso, cominciò l'era della plastica e così abbiamo dovuto abbandonare il nostro lavoro. La quotidianità era fatta di stenti, di sacrificio, di lavoro. Poca scuola, tanto lavoro, tanta ignoranza, ma molta serenità. Noi abbiamo avuto capitani di industria con la quinta elementare, che sono diventati i numeri 1 nel mondo comunque. Pensavano alle famiglie, pensavano ai figli, si viveva in armonia. C'erano i prati dove si giocava, adesso troviamo solo cemento. E ce la prendiamo con questi bambini che sono fragili, con questi ragazzi che non sanno più cosa fare per dire che sono disperati, perché forse hanno tanto, molto di più di quello che abbiamo visto. Ma abbiamo perso il rispetto, i valori e soprattutto l'ascolto. Questa solitudine che avvolge dai diversamente giovani e i giovani e non sappiamo più dove andare a parare. Qualcuno passa il cerino, non è colpa mia, è colpa tua, però così non si può neanche andare avanti. Forse dobbiamo tornare indietro, conoscerci di più, guardarci di più negli occhi. E anche la scuola, a mio avviso, potrebbe fare molto di più. Ne parleremo questa mattina con due graditissimi ospiti. Abbiamo Simone Borile, giudice esperto Tribunale di Sorveglianza di Venezia e criminologo. Grazie veramente, dottor Borile, di essere qui con noi.
E anche Attilio Fratta da Foggia, che vediamo, Borile deve ancora collegarsi, presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici. E io comincio proprio col presidente Fratta. Buongiorno presidente, grazie di essere qui. Ecco, la scuola, soprattutto l'educazione civica, dovrà pur capire che deve impegnarsi di più anche per fare volontariato. Educazione civica vuol dire comportamento, vuol dire etica, vuol dire tante cose, però noi ci troviamo che i ragazzi non conoscono il mondo del volontariato, pochissimi, e soprattutto li stiamo perdendo perché anche quelli che potrebbero arrivare magari non ci conoscono, e questa è colpa nostra o anche colpa della politica che non ci fa conoscere abbastanza. Eppure la scuola da sola non può fare tutto. Ecco, noi passiamo sempre la colpa alla scuola deve fare, la scuola deve insegnare, la scuola, però a mio avviso dobbiamo fare tutti in squadra, tutti assieme. Cosa ne pensa Presidente Fratta? Guardi, lei ha dato tanti di quegli spunti che non so da dove iniziare. Ecco, dalle sue ultime parole mi viene in mente un testo di Postman, La scuola come contropotere, dove effettivamente, visto diciamo quello che succede, bellissimo il video che avete fatto, complimenti in premessa, io sono poi di quella generazione dove si lavorava in quel modo. Ecco, la scuola però, giustamente lei ha detto, non può fare da sola. La scuola è vero che è intenzionale, della serie uno va a scuola per imparare qualcosa. L'educazione della famiglia però non è intenzionale, il più delle volte è occasionale. E questo perché? Per un semplice motivo che io continuerò a ripetere sempre. Si fanno tutti i corsi possibili e immaginabili, no? Preparto, postparto, allattamento, cambio pannolini e chi più ne ha più ne metta, ma nessuno pensa a fare dei corsi, soprattutto quando i bambini cominciano ad andare a scuola, ma parlo della scuola dell'infanzia, per dire come si possono educare i bambini. Ecco, io, se vi può essere utile, ho fatto delle mie esperienze. Io non ho mai accettato bambini a scuola se non prima facevo il corso ai genitori. E quindi torno a Postman. La scuola come contropotere, però se io metto 2 mattoni al giorno e la famiglia me ne toglie uno, o me ne toglie tutte e 2 perché poi c'è anche la società, non la dimentichiamo, oltre alla famiglia, cosa vuol dire? Che io ne metto 2, tu ne togli uno, progrediamo di 1 al giorno. Ed è già un fatto positivo. Se io ne metto 2, tu me ne togli 2, addirittura contesti quello che fa la scuola, basta vedere le aggressioni che si fanno adesso ai docenti, ai dirigenti, eccetera, è ovvio che torniamo indietro, siamo all'anno 0 e soprattutto il bambino, il ragazzo, l'adolescente è confuso, perché a chi devo dar retta? A mio padre, che mi dice che se prendo 4 arrivo a menare il professore, o devo dare retta al professore? Quindi c'è proprio da rivedere, questo è un concetto che io ho ripetuto più di una volta da quando si è insegnato il ministro Valditara, mi ha detto, vedi, dobbiamo proprio cominciare da capo. Come lei ha detto, bisogna proprio rivedere il tutto ed avere, attenzione, perché questa è la cosa più grave, il coraggio di cambiare. Vero è che i cambiamenti non sono facili, soprattutto quando si consolidano. Ecco, lei ha parlato di educazione civica, di spunti me ne ha dati tanti. Quando ero ragazzino io, la mattina si andava a scuola e cantavamo Fratelli d'Italia. Io, quando sento l'inno nazionale, mi commuovo. I ragazzi oggi lo sanno? No. Bene, al liceo Marconi di Foggia, visto che c'era un bel impianto audio, io all'inizio tutti ridevano come se io così avessi inventato chissà che cosa. Si andava a scuola con Fratelli d'Italia, una bella marcetta, quindi i ragazzi giovanotti, andavano, e così, grazie a Dio, sanno qual è almeno l'inno nazionale, quindi il senso dell'appartenenza della patria, ecco, quei valori di cui lei ha parlato. Per questo lei in un minuto, anche meno, ha toccato 50 temi. La crisi che noi abbiamo oggi non è né economica né finanziaria, è una crisi etica, è una crisi valoriale.
Chiaro, non ci sono più i codici, ecco, quella bella immagine della famiglia a tavola, il padre, la madre, i figli, magari anche i nipoti. Io voglio vedere dove se ne vede uno oggi. Magari si sta a tavola però col cellulare in mano. No? Se può essere utile, io ieri sono stato a Vieste, dove c'è mia figlia con i figli. Ho fatto una passeggiata sul lungomare Mattei, parecchi chilometri. Guardavo quante persone stavano senza cellulare. Ma attenzione, non è che te lo puoi mettere nei costumi, caro, in mano, ma il 99% aveva un cellulare. Questi ragazzi che non parlano con nessuno, parlano con il cellulare. Io potrei continuare fino a domani perché diciamo, la mia vita è piuttosto piena, quella personale e quella professionale ovviamente. E vengo da quella situazione che mi piace moltissimo, quello che avete proiettato all'inizio. Ecco, la famiglia una volta unita, la famiglia che lavorava, padre, madre, figli, eccetera. Io voglio sapere, ecco, io ho detto a mia nipote ieri che tuo nonno, che è mio padre, mi dice: vedi che c'è un'oliva per terra, sono 2 gocce d'olio. Però oggi questi non mangiano, li devi sforzare, li devi imboccare, li devi... cioè veramente c'è un restyling ci vuole, bisogna avere il coraggio, perché il cambiamento non è facile, altrimenti io non so dove andremo a finire. Non sono pessimista di natura, anzi sono ottimista, sono molto ottimista, però sono un pedagogista, insomma. Bisogna avere la forza di cambiare tutto questo. Il problema è che, Presidente, qualcuno avrebbe anche la forza e la volontà di cambiare, però non viene ascoltato. Non viene ascoltato perché appunto dà fastidio, perché cambiare vuol dire impegnarsi. Io molte volte mi sono scontrata con dei dirigenti, Presidente Fratta, perché è vero che io devo presentare un progetto, è vero, perché funziona così, ma quando io ti parlo e in poche parole riesco a farti capire cosa sono scritte su quelle 30-20 pagine, dimmi già se ti interessa o no. Perché basta un sì o un no, inutile che continui a mettermi davanti la burocrazia, dove io ho capito che se anche presento quel progetto che può far bene alla comunità e ai ragazzi non ti interessa. Perché impegnarsi ultimamente è molto difficile, Presidente, vuol dire sacrificio, vuol dire rinunciare a qualcosa. Sa, per certi dirigenti non è così semplice. Cosa succede allora? Poi io la vedo così, ma lei mi dirà se è favorevole o contrario a quello che dico. Non è che a scuola tu devi fare tutto, ma perché gli orti devono essere fatti a scuola quando abbiamo gli orti sociali dove questi ragazzi possono incontrare persone diverse, i diversamente giovani, i diversamente fragili? No, l'orto si fa a scuola, qualsiasi cosa si fa a scuola, ma questo ragazzo deve anche staccare la spina, deve incontrare altre persone, deve confrontarsi, niente da fare, tutto dentro a scuola, ma tutto calma, quello che va bene al dirigente, ma quello che va bene al dirigente va bene per la scuola? Prego, Presidente. Guardi, ripeto, lei in poche parole molti stimoli. Allora, cominciamo dalla fine. La scuola ha una mission precisa, no? Una volta si diceva che uno va a scuola per imparare a leggere, scrivere e fare di conto. Col passare degli anni noi abbiamo delegato, demandato tutto alla scuola. C'è un problema alla scuola, c'è un problema alla scuola. E quindi sfonda una porta aperta. Ecco, lei parla di orto. Se vuole così, il giorno in cui io ho un'azienda agricola, così è più chiaro quello che sto per dire. Il giorno in cui mio nipote di 7 anni mi ha detto che le uova si comprano al supermercato, io ho costruito una specie di pollaio piccolo, gli ho messo lì 4 galline, un agnello, cioè gli ho fatto vedere come nasce l'agnello, da dove vedono le uova, come si procura il foraggio, è chiaro? E qui gli ho fatto vedere un altro mondo, quindi non dobbiamo demandare tutto alla scuola, però mi interessa di più il primo concetto, che tra l'altro mi è subito associato, guarda i suoi capelli, ho pensato a Valeria Fedeli. Quando Valeria Fedeli era ministro dell'istruzione,
E proprio alla luce di quello che lei sta dicendo, abbiamo instaurato al Ministero un tavolo che, per essere eleganti, chiamato della semplificazione. Io provocatoriamente ho detto le molestie burocratiche. No? Bene, abbiamo fatto un sondaggio fatto dal Ministero, quindi non è di parte. Alla fine sono venuti fuori 53 adempimenti inutili, superflui, superficiali, che non servono a niente. Il problema, sa qual è poi? È che dopo che abbiamo, guardi, se vuole mi dà un indirizzo, ne mando tutto questo materiale, che ho consegnato anche al ministro Valditara appena arrivato, come l'ho consegnato a Patrizio Bianchi prima perché loro non c'erano. Ho detto, vabbè, li abbiamo catalogati, adesso che facciamo? Sono dei meni inutili, vogliamo eliminare o no? E qui scatta la burocrazia, scatta la tecnostruttura che lei non ha. Per cui i dirigenti, anziché pensare a dirigere le scuole, devono pensare, io sono stato molti anni al nord li chiamavano Paciuca Cart, chiaro, da imbrattare carte, scrivere, cioè invece di pensare alla sostanza, del resto, visto che avete citato che c'è anche un magistrato, non a caso la nostra è una giustizia più formale che sostanziale, no? Basta una notifica sbagliata, poi aver ammazzato anche qualcuno, ma la notifica è sbagliata e il processo salta, no? Allora salutiamo anche Simone Borile, che è arrivato, giudice esperto, Tribunale di Sorveglianza di Venezia e criminologo. Buongiorno dottor Borile, grazie di essere qui, di essere ritornato. Veramente sono molto contenta di averla ospite, perché assieme a Attilio Fratta, che è presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, che è collegato con noi da Foggia, e non a caso ho invitato il presidente Fratta per capire che forse tutti quanti dobbiamo fare un passo indietro e capire dove vogliamo andare a parare, perché se continuiamo così noi non ne veniamo fuori. C'è una confusione bestiale. Lei è esperto di Tribunale di Sorveglianza di Venezia. Spieghiamo cosa fa Simone Borile. Prego, dottor Borile. Allora, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, il Tribunale di Sorveglianza è un tribunale che è presente in ogni regione ed è un tribunale che si esprime proprio nel segmento della Corte d'Appello per valutare le condotte, le riabilitazioni dei detenuti ed in tal caso anche concedere delle misure alternative che devono essere adottate sulla base di ordinanze, ecco, così è la parola corretta, proprio perché possono essere poi anche in un secondo momento eventualmente revocate, e sulla base di condotte intramurarie che in un qualche modo indichino un processo riabilitativo positivo. Le misure alternative sono misure che possono essere concesse ad un determinato momento della pena, chiaramente, e qui ci sono dei dispositivi di legge che lo prevedono, ma soprattutto hanno l'obbligo di iniziare ad reintegrare per i meritevoli, per coloro che hanno avviato questo processo riabilitativo, a quella che è la vita comune. Quindi in presenza di condizioni positive domestiche, intradomestiche, di domicilio, di condotte intramurarie positive, e anche eventualmente di strutture o comunque luoghi di lavoro in cui il detenuto può riniziare a costruirsi una vita, il Tribunale di Sorveglianza si esprime favorevolmente. È un tribunale che sicuramente, quello regionale, che opera nelle tre sedi chiaramente, quello di Padova, Venezia e Verona, lavora appunto a contatto sia con magistrati esperti che poi anche con il presidente del tribunale, e si esprime sempre in camera di consiglio, quindi sempre un giudizio collegiale che deve valutare anche soprattutto la pericolosità sociale, ed è per questo che entrano in gioco altre competenze proprio nel Tribunale di Sorveglianza, che non sono squisitamente giuridiche, ma che sono proprio anche di natura socio-antropologica, e quindi anche di condotte che possono reiterarsi o eventualmente condotte che invece si ritengono
risolte, che si ritengono riviste con una rivisitazione critica del proprio comportamento. Quindi è un tribunale un po' anomalo quello di sorveglianza, anomalo nella misura in cui intervengono numerosi fattori nella elaborazione dell'ordinanza, che non sono prettamente giuridici, ma che sono anche di altra natura, quella antropologica, sociologica, criminologica e psicologica chiaramente. Dottor Borille, quello che volevo chiederle dal suo importante osservatorio, noi sentiamo parlare di carceri sovraffollati, soprattutto i carceri dove ci sono i minori, ma è proprio necessario che questi ragazzi vengano condotti in carcere o sarebbe più utile fargli lavorare, fargli fare sport, prima il lavoro, poi lo sport tutta la giornata, invece di riempire in carcere? Perché alla fine, se noi guardiamo cosa hanno, a parte i casi che naturalmente il carcere ci vuole, come ha detto lei, poi vediamo come ti comporti e decidiamo cosa fare assieme, se vuoi cambiare anche tu il tuo percorso di vita. Ma tutti questi ragazzi che sono all'interno di questi carceri, serve proprio il carcere oppure la misura alternativa sarebbe quella al lavoro al mattino e sport al pomeriggio? Io penso che questa cosa non possa fare male, anzi, però io mi sono scontrata proprio con una giudice donna, e glielo dico, non so se l'ho già detto, dottor Borille, quando io ho fatto questa proposta, visto che io collaboro anche col CONI e con il SIP, di cercare di fare questa rieducazione appunto al mattino col lavoro e al pomeriggio con lo sport. E sa cosa mi ha risposto questa giudice? Mi ha detto: ma non possiamo mica obbligarli a fare sport se non vogliono 14-15 anni. Ah no, ho detto giudice, però lei lo obbliga a venire al banco solidale a dare la borsa un'ora e mezza alla settimana che non vedo risultati. Lo obbligate a portare gli anziani a fare una passeggiata, poi trovo il ragazzo da una parte e l'anziano da un'altra parte solo abbandonato, non tutti ma in buona parte. Capisci che non riesco a capire, eppure non sarebbero neanche da impiegare soldi, perché le imprese hanno bisogno di persone, attività sportive ne abbiamo tantissime. Ecco, perché mi si risponde non si può obbligare a fare sport a un minore? Prego, dottor Borille. Allora, provo a rispondere e provo anche a riallacciarmi a quello che è la tematica che lei ha introdotto questa mattina, cioè sul ruolo genitoriale, sul ruolo della scuola, il ruolo anche di tutte quelle attività che hanno una funzione socializzante, che è fondamentale, e anche molto spesso rieducativa, perché lo sport ha una funzione sia socializzante che rieducativa. Io per esempio, guardi, sono un ex giocatore di pallavolo di serie. Ed effettivamente fare sport significa fare un lavoro di squadra, significa rispettare l'avversario, significa comunque per raggiungere l'obiettivo coordinarsi attraverso una strategia che deve essere condivisa. Quindi quello che lei dice in merito all'attività sportiva motoria, soprattutto per i giovani adolescenti, può rappresentare una opportunità anche di condivisione, di programmazione, di rispetto dell'altro, quindi ha questa funzione socializzante che è fondamentale. Ricordiamo poi tra l'altro che il bambino apprende attraverso i processi di socializzazione, quindi sappiamo perfettamente quanto l'ambiente familiare nei primi anni di vita è la prima agenzia di socializzazione, poi c'è la scuola con una funzione sicuramente pedagogica e poi c'è lo sport, il terzo settore in cui il ragazzo tende ad inserirsi, ad uscire da quegli schemi e da quei nuclei formativi in cui è cresciuto. Probabilmente nel Tribunale dei minori, che non è il Tribunale di sorveglianza, ma presumo possa valere anche lo stesso principio. Nel momento in cui si propone una misura alternativa, è importante che la struttura innanzitutto sia prevista dalla legge e in secondo luogo sia convenzionata, sia strutturata. Quindi possono esserci delle realtà che a mio personale giudizio, ma lei sta parlando proprio con un ex sportivo, quindi figuriamoci se io non sia favorevole, perché conosco perfettamente ciò che lo sport molto spesso produce, sensibilizza, e poi anche questa è una tematica su cui i giovani e le varie derive eventualmente posso spendere una parola se è piacere. Quindi molto spesso è importante, uno, che la legge lo preveda,
uno, attività motoria o soprattutto delle associazioni sportive dilettantistiche che possono eventualmente essere all'interno di quei circuiti riabilitativi, perché ricordiamo, io le faccio un esempio al Tribunale di Sorveglianza che non si occupa di minori, occhio, questo è importante dirlo. In quel caso là noi ovviamente siamo tenuti, legati eventualmente ad adottare delle misure alternative appoggiandoci a delle strutture che sono ovviamente di natura riabilitativa o comunque delle dinamiche che sono ben conosciute all'interno del Tribunale e previste dalla legge. Io nella mia esperienza negli ultimi 3 anni prima insegnavo ovviamente all'università, poi ho fatto il concorso e quindi sono entrato appunto in questa esperienza di magistratura, non vi sono attivi, ci sono associazioni, questo è vero, però non sportive dilettantistiche. Ecco, quindi bisognerebbe innanzitutto valutare se gli estremi di legge lo consentono. Lo sport, come lei diceva prima, ha una funzione dal mio punto di vista socializzante, quindi pedagogica e quindi riabilitativa. Quindi quello che lei ha detto ha senso, ha molto senso e soprattutto pone i ragazzi all'interno di una dinamica di gruppo, di rispetto e di obiettivi da perseguire in maniera comune. Io, guardi, sono della convinzione, proprio ascoltavo anche prima il professore che parlava e le sue proposte di ragionamento. La scuola oggigiorno ha una funzione, non c'è ombra di dubbio che molto spesso anche è una funzione che è stata delegata. Noi deleghiamo molto spesso oggigiorno, deleghiamo il tempo dei nostri figli ai social media, deleghiamo alla scuola, probabilmente i ritmi di vita, probabilmente la necessità di arrivare a fine mese ci porta i genitori ad essere a volte distratti, ad essere impegnati, però non dobbiamo dimenticare una cosa che è fondamentale nelle condotte e nella centratura del tratto di personalità dei ragazzi adolescenziali, proprio per evitare che vi siano poi disturbi di condotta, di disregolazione emotiva o comportamenti oppositivi provocatori che sono tipici dell'età adolescenziale. È importante educare ai sentimenti, risensibilizzare i ragazzi, fare corsi sull'empatia. Guardate che l'empatia è fondamentale ed è alla base delle condotte aggressive. Se noi siamo in grado di far riflettere i nostri ragazzi attraverso un'esperienza critica, attraverso un ragionamento, e quindi c'è bisogno della figura genitoriale, cadiamo sempre lì, cadiamo sempre nelle figure dei famosi caregiver, cioè di quelle persone che dovrebbero aiutare il ragazzo a responsabilizzarsi e soprattutto a sintonizzarlo emotivamente con gli altri, perché tutte le dinamiche di gruppo violente che noi vediamo degli adolescenti, ragazzi che uccidono e poi vanno in palestra e si fanno il selfie, lei capisce che qui abbiamo una disattivazione totale del circuito empatico. I ragazzi non si sensibilizzano più, non riconoscono più i sentimenti degli altri, vivono in un palcoscenico fatto da immagini, fatto da video proprio immediati, proprio per provare quella ebbrezza visivo-voyeuristica che è data dai social media, ma che non ci consente più di entrare in profondità, di conoscere quello che è il mondo interiore dell'altro. Guardi, dottor Borile, io la ringrazio per queste parole perché mi rincuorano. Forse sarà perché io ci vivo con questi ragazzi, anche non solo minori, anche adulti. E io le dico che l'anno scorso ho portato a Venezia 250 ragazzi tra fragili e ragazzi un po', diciamo, sopra le righe, e tutti mi hanno detto, lo dico anche a Fratta, che ero una pazza che chissà cosa poteva accadermi. Beh, io le posso assicurare, dottor Borile, presidente Fratta, che proprio questi ragazzi, proprio perché li ho messi assieme alle fragilità, si sono comportati in maniera esemplare. Ho dato loro il microfono, loro intervistavano, si sentivano responsabili. Guardi, dottor Borile, è stata un'esperienza che mi ha fatto capire molte cose. Forse qualche politico dovrebbe fare più esperienze nel mondo del volontariato, forse si aprirebbe un po' la mente e non ci sarebbe solo la busta e l'insalata in plastica da discutere o del cetriolo quanto lungo è,
perché veramente qui bisogna anche agire, perché questi ragazzi non ne possono più, e di sicuro non è richiudendoli nei carceri, ecco, con delle discipline magari alternative forse riusciremo a ottenere più risultati. Allora, prima di sentire il Presidente Fratta, anche per commentare quello che ha detto, che ringrazierò sempre il Dottor Borile, sentiamo Rinaldo da Venezia, che ho lasciato in stand-by, se non è andato a bere il caffè. Bene, Rinaldo? Mirella, grazie. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Veloce, Hai disegnato il Novecento, perfetto, però purtroppo non siamo più nel Novecento, siamo nel terzo millennio, deve cambiare tutto. È l'epoca che ti ha insegnato, che ti ha fatto venire, ed era l'epoca della gente per bene, che se volevamo ben tutti, non hanno insegnato di cavarsi via il pane a bocca uno con l'altro, anzi, se aiutavamo su un quartiere dove si stava, se mancava uno per venire ai giorni, si preoccupava, non che sia il Toni, non che sia il Borto, quello che oggi non c'è. E dopo sti fiori, non vediamo tutta la colpa ai fiori. Che esempio hai? Dalla politica al cinema, i fatti del Gomorra, fiori da 18 anni che vende droga, che si spara a Dio, ma che roba da far vedere ai giovani, e che batte le mani che dai premi. Ma dove siamo arrivati? Basta Rinaldo, se no non ce la faccio, devo andare anche in pubblicità, ma la riflessione è molto chiara, perché ho due ospiti che veramente cerco anche di capire tutti assieme se possiamo migliorare. Allora, sentiamo cosa Presidente Fratta, come commenta sia quello che ha detto il giudice Borile che la telefonata di Rinaldo. Prego, Presidente. Dunque, vediamo di essere discorsi troppo complessi. Allora, vado con dei concetti, poi magari li esplicito. Parlando di tribunale, parlando di giudici, parlando di tribunale di sorveglianza, vuol dire che abbiamo fallito prima. E questo è il problema. Se il dottor Borile ha sentito dall'inizio, quando ho detto che ecco, il 50% di quello che l'essere umano apprende, vi sembrerà strano, sono dati scientifici, lo apprende nei primi 5-6 anni. Allora, se in questi 5-6 anni sono abbandonati da se stessi, se non interveniamo, aggiungo un altro concetto, cioè se non interveniamo si capisce che può succedere. Diceva Bacone che la mente umana è una tabula rasa, aggiungeva la Montessori che il bambino, la testa di un bambino, di un ragazzo, è una spugna, assorbe tutto. E quando assorbe comportamenti sbagliati, siccome l'uomo agisce per come pensa, non è che io ammazzo qualcuno se mi hanno educato a fare il santo, se mi hanno educato a fare il delinquente ammazzo qualcuno. Quindi uno agisce per come pensa, no, per come è stato formato. E qual è il problema? Siccome noi abbiamo un altro che visto in positivo è un pregio, è un fatto positivo per la psiche umana, no? Noi abbiamo quello che si chiama la suefazione, no? L'abitudine, il consolidamento di comportamenti, per cui io una volta che ho imparato a guidare la macchina posso anche parlare con chi mi sta vicino, perché non ho bisogno di energia psichica per guidare la macchina. La macchina va, sono automatismi. Cosa voglio dire con questo? Che se non riusciamo a capire, io lo capisco, chi fa questo mestiere lo capisce, lo dovrebbero capire i politici, eccetera, che bisogna evitare che si consolidino comportamenti, perché poi una volta messi in carcere, anche se anziché il carcere, rimuovere, cioè cambiare un comportamento consolidato non è facile, bisogna evitare che si consolidi. Quindi bisogna, ecco, che da piccoli bambini vengano educati in un certo modo. Qua io ho sempre detto, mi ricordo un presidente del tribunale di Foggia, che era un carissimo amico, dice: quando intervenite voi vuol dire che abbiamo fallito noi, che ha fallito la famiglia, che ha fallito la società. Perché l'uomo è un prodotto di cultura, non è che nasce delinquente. Queste sono bufale o sono favole di chi credeva nell'innatismo. Ormai è scientificamente provato che l'uomo è un prodotto di cultura. Prende anche il figlio di un delinquente, lo fai crescere in un ambiente sano, non diventerà delinquente. Quindi l'uomo è un prodotto. Quindi lo sappiamo, la scienza queste cose ce le insegna. Una volta ci rassegnavamo, no? Poverino, è nato figlio di, insomma, è costretto a. Non è così.
non è così. Quindi bisogna assolutamente intervenire prima, sempre insieme. L'ho detto, la scuola come contropotere, io metto un mattone e tu ne metti un altro, chiaro? Perché intervenire dopo, sì, va bene, li mettiamo in carcere. Una volta che li abbiamo messi in carcere, cosa facciamo? Dobbiamo fare quella scuola che non abbiamo fatto prima per rieducarli? Sì, ci si riesce, ma è molto difficile. Cambiare i comportamenti non è facile. L'esempio più banale che faccio io quando faccio questi corsi: se in una casa uno cambia l'interruttore, anziché al lato destro della porta lo mette al lato sinistro, uno per un mese continuerà a schiacciare dal lato destro, perché l'uomo si comporta, consolida i comportamenti. Quindi dobbiamo prevenire, non si devono fare errori. Sappiamo cosa è giusto fare e cosa non è giusto fare. Quindi dobbiamo partire dall'inizio. A me ha fatto piacere in una trasmissione come questa, dove un rettore di un'università disse: bisogna valorizzare a partire dai docenti della scuola dell'infanzia. È molto più difficile insegnare in una scuola dell'infanzia che non insegnare all'università. Diritto romano, ti prendi un libro, una volta che te lo sei studiato bene lo puoi insegnare. Ma insegnare dei bambini dove non è ABCD, comportamenti, ecco, come diceva giustamente il magistrato, il giudice, l'empatia, lo stare insieme, la socializzazione, l'accettare l'altro, questi sono tutti i valori che si stanno perdendo o si sono già persi. Anche purtroppo siamo nel Novecento, ho detto, meno male che ho letto molto di tragedie e cose venete, altrimenti non avrei capito il dialetto. Ho capito tutto quello che ha detto. Insomma, quello l'ho capito. Quindi questa è la situazione, la rabbia che viene, che prima non sapevamo, per cui l'errore era tollerabile. Oggi sappiamo che è così, perché non lo facciamo? Perché non lo facciamo? Non allora lo chiedo anche al dottor Borile. Perché non lo facciamo e mettiamo in pratica quello che c'è di buono e si può fare, invece di continuare a mettere la burocrazia davanti, paletti, sopraletti, costi, che alla fine non è vero che dovrebbe funzionare così se tu hai voglia di fare. Il problema è proprio quello. Ecco, questa empatia che diventa sempre più grande. Prego. Allora, va detto una cosa, è vero che la struttura cognitivo-comportamentale anche si avvia il processo nei primi anni di vita, ed è vero che sono degli anni particolarmente delicati nella formazione, nella costruzione dell'identità e anche nella capacità da parte del soggetto di relazionarsi con gli altri. È vero, noi non nasciamo violenti, noi nasciamo fisiologicamente aggressivi, perché abbiamo bisogno di quell'aggressività fisiologica che però entro i primi 3-4 anni di vita deve essere perimetrata attraverso quella che è un'aggressività costruttiva. Altrimenti, se non c'è una forma di attenzione, responsabilità, dialogo, affezione, quello che viene definito in psicologia dello sviluppo attaccamento. Questa parola è fondamentale nella costruzione della personalità dell'individuo, cioè avere delle figure di riferimento che siano figure responsive, protettive e soprattutto che trasmettano alla persona una profondità, una delicatezza, una sensibilità. Questo è fondamentale nei primi 3 anni di vita, è fondamentale, perché se noi non interveniamo nei primi 3 anni di vita, o secondo alcuni pedagogisti anche fino al 4-5 anno, quando l'empatia affettiva diventa cognitiva, a quel punto lì rischiamo molto spesso che nel bambino possano insorgere anche eventualmente dei disturbi iperattentivi, dei disturbi motori o altre dinamiche che adesso non scendo nello specifico. Quindi quello che io dico è: lavoriamo molto nei sentimenti, risensibilizziamo questi ragazzi, perché io quello che assisto... sentimenti, dottor Borile, poi diamo la parola anche alla nostra Giusy. Io vorrei emozionare questi ragazzi, si emozionano poco, ma perché no? Non è che non vogliono emozionarsi.
È perché non riusciamo a emozionarli, non facciamo quello che dovremmo fare per emozionarli e magari anche coinvolgendoli di più nell'ambiente, visto che loro amano la natura, sono loro che scendono nelle piazze per l'ambiente, sono loro, ricordatevi, anche per voi fanno questo, delle volte con gesti che magari qualcuno critica in maniera negativa, ma io direi di guardare altri gesti di certi politici e poi vedere qual è il gesto più negativo, anche perché ci mettono la faccia e pagano di tasca loro. Abbiamo Giusy, vai Giusy! Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Allora chiedo ai tuoi ospiti, dopo tutti questi casi che ho sentito dei bambini che se li dimenticano in auto, io capisco solo se una persona ha problemi di attenzioni, perché magari ha tante preoccupazioni, ma però la prima dovrebbe essere quella del figlio. Comunque, se un bambino o uno scolaro non entra 10 minuti dopo la scuola, l'orario scolastico, devono chiamare subito a casa, perché è questione di vita o di morte, si vede. Inutile che diciamo la privacy, non possono chiamare. Se entro 10 minuti non li vedo, devono chiamare a casa, perché dopo vediamo cosa può succedere. Questo voglio dire. E anche un ragazzo che va a scuola, magari che non va a scuola, dopo 10 minuti chiamo sua madre o suo padre o chi per essi li fa, perché può anche essere sequestrato questo bambino. Adesso una volta sequestravano, ma può anche aversi fatto male, può anche uno stupido di averlo preso. Dopo 10 minuti di entrata io devo chiamare a casa i genitori. È inutile che stiamo qui a dire ma perché si è dimenticato quella. Non credo che si possa dimenticare una cosa del genere. Almeno io la penso così, non so voi, vi ringrazio. Grazie Giusy, adesso andiamo in pubblicità, poi risponderemo a Giusy. Pubblicità. E ritorniamo col dottor Simone Borile, giudice esperto tribunale di sorveglianza di Venezia e criminologo. Poi daremo la parola anche a Attilio Fratta, presidente Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici, per continuare dove avevamo terminato prima della pubblicità, le emozioni per i ragazzi, per le persone. Prego, dottor Borile. Guardi, io sono convinto che noi stiamo assistendo ad un momento di anestesia emotiva, indifferenziazione. E questo è, dal mio punto di vista, anche frutto di una società che attraverso i social, attraverso determinate, noi li chiamiamo modelli comportamentali, che vengono i valori, che vengono promossi anche da tutte le dinamiche dei telefonini, della TV ed altro, possono rappresentare dei valori che siano, dal mio punto di vista, a volte distorti. Il fatto di tutto deve essere un palcoscenico, ognuno deve avere il suo pubblico, ognuno deve essere perfetto. Questo può generare un senso di inadeguatezza e soprattutto suscita in noi la ricerca di una perfezione anche voyeuristica, visivo. Guardate noi nei social cosa facciamo, no? Nei social noi guardiamo un'immagine per 10-15 secondi, poi cambiamo subito immediatamente, andiamo a quella successiva. Stiamo perdendo la capacità di fermarci un attimo e di conoscere, di andare in profondità, di avere quell'esperienza critica. E io penso che anche il fattore socio-culturale e soprattutto i mezzi di comunicazione su questo abbiano contribuito enormemente ad erodere questa capacità di entrare in profondità, di renderci più insensibili, abituarci a vedere qualsiasi cosa al punto che non ci sconvolge nulla. Noi siamo in una dinamica in cui abbiamo neutralizzato quello che potrebbe essere la percezione dell'azione violenta, perché le vediamo talmente tante volte, rappresentandole poi con dei modelli anche da emulare eventualmente, perché ricordiamoci, nel videogioco tu uccidi e nel momento in cui tu uccidi vai al livello successivo. Quindi la violenza è funzionale al raggiungimento del livello successivo dello scopo e ti procura anche una forma di eccitamento. Queste cose a lungo andare
influenzano generazioni, ed è per questo che la famiglia, ritorniamo sempre al punto di partenza della nostra riflessione quotidiana. La famiglia, i caregiver, i docenti hanno un ruolo fondamentale. Il mondo dei social va bene, io non sono contrario ai social, che sia chiaro. I social è un'estensione della nostra socialità. È come se a noi ai nostri tempi avessero proibito di uscire fuori e giocare davanti al campetto di casa. Quindi sì, social, ma deve essere comunque un utilizzo responsabile e deve esserci un monitoraggio costante, perché a lungo andare quel tipo di modalità di acquisizione delle conoscenze della realtà diventa troppo superficiale, troppo voyeuristica, troppo perfezionistica, e ci abituiamo a vedere di tutto, al punto che poi noi diventiamo soggetti insensibili. Quindi fondamentale dal mio punto di vista è quello del monitoraggio nei confronti di questi ragazzi e di farli riflettere con un'esperienza critica. Questo è Allora, noi fondamentale. ringraziamo il dottor Simone Borile, giudice esperto Tribunale di Sorveglianza di Venezia e criminologo, di essere stato con noi. So che alle 10 deve andare, anzi la ringrazio invece per quello che ha detto, è sempre presente quando la chiamo, perché è importante anche ascoltare questi addetti ai lavori che forse hanno le idee più chiare di quelle che abbiamo noi. Grazie veramente dottor Borile e buona giornata. Abbiamo Maurizio da Conserve, poi andiamo dal presidente Fratta. Vai Maurizio, veloce. Ciao Mirella, spero che il dottor Borile sia ancora in linea, perché volevo dire una cosa importante. Dillo tu. Allora, per carità, io capisco che viviamo in un mondo adesso tutto frenetico, Mirella, spero che non avete già parlato, però quello che io voglio dire, come mai, a che punti siamo arrivati a dimenticarci i figli all'interno della macchina? Cioè, io vorrei velocemente dal dottor Borile una risposta, perché siamo arrivati a un punto anche che la gente si dimentica i figli in macchina. Vabbè, ok, Mirella, ti saluto, spero di avere la risposta. Allora, Grazie di nuovo, buona chiamato giornata. anche Giusy prima su questo argomento, ne abbiamo parlato ampiamente sabato con gli esperti, con psicologi ed esperti. Purtroppo esiste questo blackout, non meravigliatevi, perché esiste anche questo blackout mentale che porta purtroppo a quello che abbiamo visto è successo, e forse anche qua bisognerà intervenire, sì, perché per lo strumento, il passeggino che deve suonare, ma se lo strumento non funziona può essere, io ho detto sabato, proprio riferendo anche a quello che ha detto Giusy, che se il bambino è iscritto all'asilo, se all'asilo non arriva, sarebbe utile fare una chiamata o mandare un messaggio come mai il bimbo è arrivato, ma non è obbligatorio, lo sapete, l'hanno detto chiaramente sabato i miei ospiti. Allora, Presidente Fratta, come commenta le parole del dottor Borile e anche delle telefonate? Prego. Allora, comincio dal secondo problema. La signora che ha parlato prima di queste signore che non so i nomi ha posto il problema, appunto, i ragazzi che non vanno a scuola dovrebbero avvisare, eccetera. Non c'è bisogno di avvisare, anche perché è impossibile verificare se un bambino e un ragazzo non è entrato a scuola. Voi immaginatevi, faccio l'esempio mio, un liceo di 1300 alunni, lei come fa a individuare chi entra e chi non entra? Lo può fare dopo mezz'ora. E allora c'è un altro sistema che in questo la tecnologia ci viene incontro. Io l'ho adottato addirittura 13 anni fa. Tra l'altro facendolo pagare i genitori, perché ho fatto capire che era una cosa importante, e i genitori hanno contribuito, perché abbiamo speso la bellezza, parlo del 2010, di circa 30.000 euro. I ragazzi entravano a scuola e c'era una specie di rilevatore della serie che, ecco, li prendeva. Chi non entrava, al genitore dopo 10 minuti dall'ingresso, dalla chiusura, cioè dell'ingresso 8:30, 8:35, arrivava il messaggio sul telefonino. Quindi il ragazzo che non veniva a scuola, i genitori venivano immediatamente allertati.
qui poi vabbè, bisogna chiedere perché un ragazzo non entra a scuola, ma qui è tutto un altro capitolo. Se una scuola ci andasse volentieri, perché un ragazzo corre per andare allo stadio e invece se può cerca di non entrare a scuola? Questo è uno. Molto più complesso è il problema, come si fa a dimenticare un figlio in macchina? Ecco, lei ha detto che avete sentito psicologi, eccetera, dovreste sentire qualche psicanalista, perché guardate, dimenticare qualunque cosa, è chiaro, ha un perché, c'è un motivo, che non è soltanto la stanchezza, depresso, lo stress, sono sovrappensiero, eccetera. Perché se si dimentica un qualcosa c'è un motivo. Io se dimentico il portafoglio a casa vuol dire che evidentemente non voglio pagare quel giorno. Signore, c'è un inconscio che è pericolosissimo, chiaro? Perché non è possibile, uno può essere stressato, può essere quello che vuole, ma lasciare un bimbo in macchina, ci sono altre motivazioni che vanno molto, ma molto al di là di quello che è percepibile, di quello che può dirci la psicologia. Bisognerebbe andare un po' nella psicanalisi e capire che cosa e perché uno dimentica addirittura un figlio in macchina. Chiaro? Sì, abbiamo sentito non solo psicologi, psicanalisti, abbiamo sentito tutto. Il problema è io che però purtroppo fra poco vi devo lasciare qualcosa... perché a mezzogiorno mi senti, scusi, sì, io a mezzogiorno devo stare a Napoli. Presidente Fratta, di essere stato con noi, ecco, di aver anche del suo importante osservatorio quello che pensa della scuola, di dirigenti scolastici, perciò io sono dell'idea che bisogna veramente fare squadra e forse tutti quanti fare un passo indietro e vedere cosa dobbiamo fare per aiutare questi ragazzi a crescere con più valori e anche con più sentimenti. Grazie al dottor Fratta, è stato con noi, grazie, pubblicità. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci. Arrivederci. Due graditissimi ospiti, abbiamo da Monfalcone Anna Cisint, sindaco europarlamentare Lega. Grazie e buongiorno sindaco europarlamentare, che sorpresa, ma con la grinta che l'ho sentita la prima volta non avevo dubbi che ce l'avrebbe fatta, proprio non avevo dubbi. E saluto anche Valerio Favaro, sindaco di Possagno, secondo mandato centrodestra. Allora sentiamo proprio cosa ci racconta l'europarlamentare Anna Cisint su questo importante passaggio, un testimone molto importante, un passaggio di testimone. Come riuscirà? Cosa farà Anna Cisint, visto che adesso è un europarlamentare, perciò l'impegno diventa enorme, visto quello che abbiamo anche detto, che non c'è solo l'insalata e la busta in plastico, il citriolo lungo 3-4 centimetri, ma ci sono dei problemi veramente seri che stiamo attraversando. Prego Cisint. Allora, intanto grazie anche per la presentazione. Sono qui in comune oggi perché ho accettato ancora di finire, diciamo, no? Tutte le cose che abbiamo ancora in piedi a Monfalcone, quindi è vero che ho dovuto dimettermi, questo prevede la legge italiana, non la legge europea, da sindaco, ma ho accettato di condurre, diciamo, a termine, e sono stata al secondo mandato anch'io, come l'altro ospite che avete. Io sono stata riconfermata nel 2022 con il 73% al primo turno, e quindi ho voluto accettare di chiudere, diciamo, tutti gli impegni che abbiamo avviato, anche perché sono impegni alcuni che riguardano in realtà anche approcci che io cercherò di seguire per la tutela del nostro paese, delle nostre regioni. In particolare ho molti contatti appunto con il Veneto, devo dire, con alcune zone in particolare, e quindi ad esempio la questione che qui è molto conosciuta della necessità che ci sia più Italia, più rispetto anche verso i nostri valori, verso ciò che noi siamo stati come occidentali e cristiani.
e cristiani, io lo porterò avanti. La nostra realtà, come anche quella di Mestre, come anche quella di Marghera, che conosco molto bene perché anche Padova, dove sono stata con molti cittadini anche a verificare situazioni al limite della tollerabilità, vanno prese in mano, perché c'è di base a livello europeo una assoluta mancanza di rispetto verso il nostro futuro, appunto di tipo occidentale. È in atto, e io lo so purtroppo perché lo vivo ogni giorno, un processo di islamizzazione integralista che è davvero preoccupante per le dimensioni, per la velocità con il quale questo processo sta procedendo. Mi riferisco al tema, ad esempio, della parità di genere, delle donne trattate sottomesse, copertura integrale del volto. Mi riferisco alle bambine che ancora sono costrette al matrimonio da minorenni con chi non scelgono. Mi riferisco all'introduzione dei contratti di matrimonio pakistani, bengalesi, che vengono registrati nelle nostre anagrafi in tutta Italia e introducono la Sharia, dove è prevista la possibilità della poligamia, ad esempio, e a tutto un discorso anche di supporto necessario ai valori, alle tradizioni, alla nostra storia. Questo è un tema che conosco molto bene, perché ovviamente lo vivo, ma l'ho anche molto approfondito, e su questo ho già anche ho voluto far parte di una commissione in Parlamento europeo che tratterà questi temi, anche quelli dell'immigrazione clandestina. Io e noi riteniamo che su questo l'Europa abbia fatto dei gravissimi errori in passato, e soprattutto li abbia fatti nei confronti di paesi come quello nostro, che ha accettato anche modalità, diciamo, assolutamente sbagliate rispetto alla possibilità di mettere un freno agli arrivi, che diventano non arrivi soltanto se tu li blocchi alla partenza. Questa è la prima cosa. Poi devo dire che in questo periodo sono già stata a Bruxelles 4-5 volte, e sono stata ovviamente a Strasburgo nell'occasione della elezione sia della Presidente del Parlamento che della Presidente della Commissione, la von der Leyen, a cui noi abbiamo dato cartellino rosso, perché chi non è in grado per 5 anni di fare cose giuste non si capisce come possa farle bene nei successivi anni di cui chiede la fiducia. E devo dire che per quanto ci riguarda questa non è una presa di posizione formale, è un aspetto sostanziale. Quello che ha fatto la Commissione europea nei confronti dell'Italia, nei confronti della piccola impresa, nei confronti degli agricoltori, nei confronti dei pescatori, nei confronti anche, devo dire, di tutto il mondo imprenditoriale, e nei confronti quindi del nostro paese, anche della portualità, se vogliamo, è assolutamente negativo, è sbagliato. Questa modalità ideologica di affrontare, ad esempio, quello che loro hanno definito il Green Deal, ha messo in ginocchio, ma metterà ancora di più in ginocchio nei prossimi anni una serie di, non solo le famiglie, questo è già molto grave, ma anche una serie di imprenditori piccoli, perché l'Italia è fatta di tanti piccoli imprenditori che hanno meno di 10-12 dipendenti. Non è come nella Mitteleuropa, in Germania, dove i piccoli imprenditori sono quelli che hanno una 50ina di dipendenti. Ecco, loro di fatto hanno agito in maniera assolutamente contraria a ciò che fa il bene dei paesi, delle persone, perché questa è stata e sarà ancora peggio nelle sue, diciamo, nelle persone che avranno il timone in questo caso, ma io penso che in questi 5 anni ne vedremo delle belle. Ha una modalità autoreferenziale, cioè io ho pensato, quando ho ascoltato la von der Leyen l'altra settimana a Strasburgo, mentre lei parlava e diceva delle cose solamente per ottenere dei benefici di voto da parte dei Verdi, perché doveva fare una somma aritmetica per essere eletta, io mi domandavo, ma in che mondo vivesse questa gente? In che film? In quale realtà
Come mai non conoscono i problemi delle persone, delle piccole imprese che ci vengono raccontati? Io in questi anni... Cisinta, vede, poi sentiamo anche cosa ne pensa il sindaco Favero. Anche noi eravamo il ricco nord-est fatto di queste realtà che ha detto lei. Io ieri sono stata a Lignano e a fine luglio, è una vita che ci vado, Cisinta, una vita. Io non ho mai visto il vuoto in autostrada come l'ho visto ieri, sia nell'andata che nel ritorno. Ma non solo, quando ho parlato con degli amici imprenditori, durante la settimana c'è il vuoto. E sa perché c'è il vuoto? Perché le famiglie non hanno più la forza di andare in ferie. Mancano quelle che mettevano i soldi in circolazione. L'economia l'ha sempre fatta girare il piccolo commerciante, artigiano, la famiglia che andava in ferie, che spendeva. È ricco, spende per i cavoli suoi, ma non fa girare l'economia. Eppure, nonostante la nostra buona volontà, questo grande, ricco nord-est fatto di queste realtà l'abbiamo distrutto. Abbiamo perso gli artigiani, sono pochissimi e dobbiamo assolutamente, ma assolutamente tenere alto questo nome, perché la forza, come l'operaio, come la famiglia, distrutto tutto. Noi paghiamo chi non fa niente e non paghiamo chi lavora. Anzi, chi lavora... L'altro giorno sono andata a prendere una camicia in pulitura a secco e ho guardato questa povera donna che continuava a stirare con un caldo infernale. Guai, là dobbiamo controllare. Quelli che lavorano dobbiamo controllare, quelli che sudano, che faticano. Gli altri che evadono possono farlo perché hanno fiore di commercialisti, hanno i paradisi fiscali che basta schiacciano un bottone e i soldi se ne vanno. Però continuiamo a controllare la lavasecco, l'artigiano si fa la casa e ci mancherebbe, è un evasore. Così ci siamo stati dipinti e così hanno distrutto. Ma dove andremo a finire se questa gente non farà più quello che faceva una volta, mettere denaro fresco tutti i giorni in circolazione? Chiuderanno tutti. Sentiamo il sindaco di Possagno. Favero, cosa dice lei? Come va a Possagno? Beh, a Possagno va bene lei, siamo fortunati. Grande sindaco. Ma le cose vanno bene. No, sono pienamente d'accordo, nel senso che se noi pensiamo di pagare chi rimane a casa e sta a casa e tassare chi lavora, evidentemente ci troveremo con uno stato di persone parassite e di problemi, nel senso che evidentemente se questa è la logica e questo è il pensiero di qualcuno, secondo me è una linea totalmente sbagliata. Dobbiamo favorire chi lavora, perché il lavoro nobilita, il lavoro crea economia e se diamo la mano alle nostre piccole realtà, alle nostre piccole imprese, sicuramente quello, come si diceva, è il modo giusto per far circolare l'economia, per far girare l'economia. Io dico un'altra cosa, non possiamo pensare di imporre le stesse normative a un artigiano che ha 6, 5, 6, 10 dipendenti, le stesse normative a quell'artigiano che alla mega impresa che ne ha 500, 1000. Questo è una linea sbagliata, è una teoria sbagliata, perché il piccolo artigiano non può avere la forza di rispettare una normativa stringente come quella che noi stiamo chiedendo, come può farlo invece una multinazionale, una grossa azienda dove magari spalma su 500 punti vendita ammortizza quel tipo di investimento, cosa che invece magari un piccolo artigiano non può fare. Questo è il motivo per cui chiudono, i piccoli artigiani chiudono. I motivi secondo me per cui chiudono gli artigiani sono due. Uno è questo, cioè la tassazione e la vessazione dal punto di vista della normativa. Il secondo è il cambio generazionale, nel senso che oggi c'è una grossissima difficoltà a trovare chi fa determinati lavori, chi prende in mano determinate aziende. Io ne ho qualcuna che qua nel mio paese, piccole realtà di appunto 8-10 dipendenti, che probabilmente andranno a chiudere nel momento in cui il titolare deciderà di godersi la pensione, magari è già in pensione da 5-6 anni, continua a lavorare perché tiene in piedi l'azienda, perché dà da mangiare a 10 famiglie,
ma non ha nessuno che segue, perché magari o non ha figli o i figli hanno scelto di fare qualcos'altro e quindi nessuno rileva quell'attività. Nel momento in cui lui deciderà di chiuderla perché giustamente si godrà la sua pensione, quell'attività andrà a morire. Sentiamo Cisi come commenta le parole di Favero e le mie, prego. Ma guardi, io sono figlia di un operaio, per dirle, no? Da dove nasco, ho vissuto in una famiglia di un'infermiera. Ho vissuto in una famiglia che puntava a riuscire a gestire me e mia sorella e tutte le spese che c'erano, quindi io ho un grande rispetto per il lavoro, per le persone che lavorano, e vivo in una città che è la dimostrazione di cosa significa invece quando un potere forte, come in questo caso Fincantieri, e mi scuserete la franchezza che ho sempre e per questo sono sotto scorta da ormai 5 mesi, ha deciso nei tempi in cui il problema del reperimento delle risorse umane non c'era, ha deciso che a gestire il lavoro, la costruzione delle navi per motivi puramente economici dovessero essere delle persone che arrivavano da paesi più poveri in appalto e subappalto. Allora nel 2005 gli pagavano anche 5 euro paga globale, cioè tutto incluso, mortificando il lavoro, la professionalità dei saldatori, di tutti coloro che hanno fatto la storia di questo paese e della nostra città e di quelle navi che andavano in acqua. Vede, noi, gli artigiani che ho già incontrato a Strasburgo come CNA, con i quali io dialogo da sindaco da 8 anni, sia con il CNA, con la Confartigianato, con la Confcommercio e con tutti quelli che rappresentano la famiglia che lavora, stanno nel mio pensiero, perché ogni giorno della vita da sindaco, e così sarà anche per me in Europa, non perdo di vista l'utilità che deve avere la politica, che è quella di portare avanti le battaglie per le persone, per le famiglie e per il lavoro. Quello che ha detto sia lei che il sindaco, che saluto, è assolutamente vero. Purtroppo un sistema europeo che può fare delle direttive che dopo i paesi devono in qualche modo, tra virgolette, come abbiamo visto con la Bolkestein per quanto riguarda le spiagge a cui lei alludeva, ma anche i mercatali, cioè le persone che vivono vendendo con sacrificio ogni giorno in mercati diversi la propria merce, alzandosi all'alba, no? Sono stati messi in pregiudizio da una scelta europea assurda che non sa e non valuta la differente realtà che c'è all'interno di ogni paese. Monfalcone è diversa dal territorio di quel sindaco, l'Italia è diversa da quello che succede ad esempio in Germania, proprio perché le dimensioni delle aziende sono diverse. È quello che noi vogliamo portare avanti con forza, il valore del piccolo, il valore di quelli che si sono messi in gioco e magari non dormono la notte perché pensano a quello che il giorno dopo devono fare per resistere. Ecco, questo è il tema. Ma sa che cosa però le dico? Che l'impressione che ho avuto appunto di questa grande famiglia che c'è, che ha il PPE, che supporta la von der Leyen, che deciderà con la Commissione di fare delle scelte che saranno ancora probabilmente quelle, spero di no, ma noi staremo vigili e non ci faremo scappare assolutamente nulla. Però la mia percezione è che quello che dice lei, che ha detto il sindaco, che dico io, vivendo la realtà di ogni giorno, vedendo cosa significa avere il problema di riaprire la serranda del negozio piuttosto che di mantenere la spiaggia dopo 30 anni che magari ci ha investito sopra, la difficoltà che ha quello che vende la verdura in un piccolo negozio perché la merce gli va male rispetto alla grande azienda. Loro non la conoscono eppure si disinteressano perché l'obiettivo purtroppo guardi che abbiamo avuto sempre anche i nostri parlamentari europei per strapagati e non sappiamo mai niente. La trasparenza su quello che hanno fatto anche i nostri europarlamentari non l'abbiamo mai saputa. Noi non sappiamo mai niente. Abbiamo Vladimiro da Rovigo, poi continuiamo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, ciao. Vorrei fare una considerazione e una domanda alla ex sindaca di Monfalcone. Allora, lei prima ha detto, no, che veniamo a difendere la cultura cristiana e via parlando. Io per esempio, mia moglie, ci siamo incontrati tanti anni fa, siamo sempre stati assieme, io non ho mai pensato neanche per sbaglio di cercare
un'altra donna, perché la considererei un'offesa per mia moglie. Cioè, il fatto di avere una sola moglie io ce l'ho perché la considero un ragionamento giusto, no perché è cristiano per avere il Vangelo. Cioè, voglio dire, mettere come valore importante e fondamentale la difesa del cristianesimo per delle persone alle quali la religione non gliene può fregare meno, non è un incentivo. Quindi, come dire, forse rispetto il suo pensiero, però forse è bene cercare in altri argomenti di cercare il consenso delle persone, dei cittadini. Io sono contento sentendolo poco fa, perché io vedo che comunque tutti i politici, tutti i deputati, gli onorevoli, mi sembrano che siano concordi nel discorso di cercare, affrontare per risolvere i problemi che mi pare che siano gli stessi per quello che sento dire io dai vari deputati. Poi magari c'è una differenza nel modo di risolvere, però il fatto che comunque i parlamentari europei siano concordi nell'affrontare i problemi e anche nell'identificare, per me è importante. Io però chiedo una cosa, chiudo, che è l'unico limite secondo me che ha la Lega. Cioè, e lo dico in questa maniera con una mezza battuta, cioè io non ho mai avuto problemi sul concetto di Stato-nazione, anzi, cioè, per me è importante. Io ho delle perplessità enormi sullo staterello-nazione, cioè quello che voglio dire, l'Italia, la Francia, la Germania sono degli stati ormai che anche la Germania non ce la fa più ad affrontare i problemi del mondo e a risolverli, come dire, si creano problemi sempre più grandi. Non potete anche voi accettare l'idea che uno Stato-nazione più grande, l'Europa, può aiutare a risolvere molti più problemi per i cittadini? Grazie, buongiorno. Grazie. Allora, prima di rispondere con la CISINT al nostro Vladimiro da Rovigo, sentiamo anche cosa dice Valerio Favero, questi sindaci che sono in prima linea con una coperta cortissima, dove i cittadini si rivolgono a loro, non hanno altri punti di riferimento e non è facile risolvere i problemi perché per i sindaci mancano sempre soldi, non riescono a gestire delle situazioni importanti, mancano RSA, se ci sono non abbiamo gli addetti ai lavori perché mancano anche quelli, mancano le case per le famiglie che vogliono costruire anche una famiglia, queste giovani coppie, mancano tante cose, eppure eravamo la quarta potenza mondiale. No, Favero, scusa, perché all'improvviso non riusciamo a capire cosa è successo. Quarta potenza mondiale, tutto sommato si stava bene, tanto è vero che più di qualcuno dice beata democrazia cristiana perché mangiavamo anche noi altri. Adesso purtroppo non lasciano neppure le ossa. No, la ciccia, le ossa non trovano più niente. Capite che noi non possiamo continuare un paese a vivere di parassitismo, proprio non ce la facciamo più. La gente che lavora deve essere pagata la gente che lavora. Non può essere un dirigente prende 5-6 mila euro e l'operaio è fermo da 1.400 euro se li prende, e abbiamo cambiato ormai 70 governi perché li abbiamo passati tutti, al governo ci sono stati tutti. Però i politici hanno aumentato le loro emulazioni, addirittura, e mi fa anche sorridere questa cosa, la reversibilità loro se la sono tenuta tutte e gli altri dimezzate. Lei ride, sindaco, però le loro cose se le sono fatte. Ma l'operaio, l'artigiano è rimasto bloccato. Uno con gli stipendi, le pensioni non ne parliamo di pensioni misere, povere, di gente che ha lavorato e si è fatto un mazzo così, che sono i nostri diversamente giovani, e li ripaghiamo in questa maniera. Non fai la spesa bene, vai al banco solidale che la trovi la spesa, arrangiati. Capisce che non possiamo più andare avanti in questa situazione dove stanno aumentando i banchi alimentari sempre di più in Italia e i discount? Prego, sindaco. No, assolutamente, sono pienamente d'accordo. Cioè, il tema del potere d'acquisto dei salari è fondamentale, nel senso che una famiglia 20-25 anni fa riusciva, anche 30 anni fa, riusciva a comprarsi una casa con una famiglia con una situazione monoreddito. Oggi, lavorando in due, si fa fatica a pagare l'affitto, non a comprarsi una casa, e quindi c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che non va in quello che è il potere d'acquisto, che non ha seguito quello che è stata l'inflazione
esagerata, dovuta anche in parte, devo dire la verità, dall'entrata dell'euro, nel senso che fin tanto che noi avevamo la nostra moneta in qualche maniera riuscivamo a far sponda. Con l'entrata dell'euro ci sono dinamiche diverse che seguono logiche che magari non sono sempre quelle che sarebbero coerenti e giuste per la nostra Italia, ci mettono in difficoltà e ci hanno messo in difficoltà. Detto questo, ha ragione, le giovani famiglie appunto fanno fatica ad acquistare casa. Noi qui a Possagno, nel nostro piccolo e piccolissimo, diamo un contributo a chi acquista una prima casa e mette la residenza a Possagno e si deve mettere l'obbligo di averla per almeno 10 anni, diamo un contributo di 3.000 euro, che è poco, è pochissimo, ma è quello che cerchiamo di fare. Ma sindaco Favero, io non devo essere, lo dico tutte le mattine, fortunata ad avere quel sindaco o stare su quella regione. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto se lavoro. Io devo avere quello che mi aspetta di diritto, non sentirmi umiliata e mortificata dopo che lavoro. Ma stiamo scherzando? Cisint. Sì, allora io intanto risponderei al gentile signore di prima, alcune considerazioni. La prima, ma allora l'Italia è uno Stato di diritto, non si tratta soltanto di cristianesimo, noi abbiamo delle nostre radici che io non rinnego, anzi vorrei valorizzare, ma la questione è che se arrivano delle persone da luoghi dove quando si sposano invece la poligamia vale, e questo è scritto nei contratti e io li ho quei contratti, se permette vado avanti a fare la battaglia per il mio paese, perché non è possibile che la Sharia venga accettata e venga introdotta in questo modo, in maniera tra virgolette legittima, in un paese che dice che quella non è nel sistema giuridico. Quindi non si tratta di essere o no cristiani, si tratta di dire che se l'Italia è un paese di diritto non è tollerabile che ci sia la Sharia all'interno del nostro paese e che questo sia silenziosamente tollerato. Questa è la prima cosa. La seconda, certo sono d'accordo anch'io. Io intanto non cerco il consenso, lui generosamente parlava di consenso, io devo dire la verità, ho fatto 8 anni il sindaco ma prima ho fatto 30 anni il tecnico e da sindaco ci ho rimesso molto economicamente rispetto a quando facevo il dirigente degli enti locali, ma per me la politica è un servizio. Quando ho accettato di fare il sindaco, lasciando stare, mettendomi in aspettativa rispetto al mio lavoro e sapevo di rimetterci molto, l'ho deciso perché ho ritenuto che la competenza che ho acquisito in tutti quegli anni dovesse essere messa a servizio di una città e così ho fatto. Quindi vorrei anche dire, guardate, evitiamo di fare come i 5 Stelle che hanno già fatto abbastanza danni, perché ci sono tante persone in politica che vogliono fare le cose seriamente, ritengono che questo sia un servizio e che ci voglia competenza, determinazione, coraggio per poter portare avanti ciò in cui si crede. L'altro aspetto invece della Lega, ma allora la Lega oggi è rimasto l'unico partito che ha in mente il valore del territorio e delle piccole imprese e io lo sto sperimentando ogni giorno. Nessuno di noi, io sono molto d'accordo sul ragionamento di un territorio complessivo che come in questo caso federale, però con le autonomie, perché l'autonomia dà responsabilità. In Friuli Venezia Giulia il fatto di essere una regione a statuto speciale con autonomia ha dato la possibilità al presidente Fedriga di andare a dire: beh, guardate, noi i decimini dell'IRPEF abbiamo questa situazione e quindi abbiamo diritto a recuperare queste risorse per i cittadini. Dove vengono spese? Nella sanità, negli enti locali, nei trasporti pubblici locali, e questo è un valore. Adesso anche il Veneto, che per fortuna e grazie alla Lega direi siamo riusciti a portare come diciamo norma e dà questo tipo di risposta. La responsabilizzazione che una siringa costa 5 centesimi a Venezia e costa 5 centesimi anche a Napoli. Questo è il tema, è che tutti dobbiamo riuscire ad utilizzare i servizi pubblici con la responsabilità di chi governa, che porta, visto che la scarsità delle risorse ormai ci sarà sempre, che porta i risultati con serietà e competenza. Dopo però voglio dire anche
che in questi 5 anni l'Europa non ha fatto questo, perché la signora von der Leyen è stata, e l'abbiamo visto l'altro giorno con la sentenza che insomma l'ha in qualche modo definita come non proprio trasparentissima rispetto a ciò che proprio aveva a che fare con i vaccini, ma su tutto il resto, sulla piccola impresa. Hanno snobbato la piccola impresa, hanno considerato importante solamente il colosso, il potere forte. Allora io su questo ritengo che siamo il partito che fa questa battaglia per il piccolo imprenditore della spiaggia, per l'artigiano, per il barista, per l'edile, per l'agricoltore, ma lo sappiamo che ad esempio in Europa ci sono regole diverse per il piccolo imprenditore europeo rispetto al paese terzo. Sappiamo che dal Canada può arrivare il grano che ha l'utilizzo del glifosato, mentre è vietato l'utilizzo del glifosato in Europa con una concorrenza sleale. Sappiamo che chi viene dal Bangladesh e porta delle sue imprese, dei suoi lavoratori, paga una parte molto più bassa di contributi rispetto al piccolo imprenditore italiano, e anche questo con un grave pregiudizio della concorrenza. Sì, ne fermo un secondo perché se no mi cade la linea. Abbiamo Luciano, andiamo a Brescia. Luciano da Desenzano del Garda, vai Luciano. Mirella, buongiorno, buongiorno agli ospiti. Prima di tutto, Mirella, hai detto che i nostri eurodeputati non fanno niente. Non è vero. Gli eurodeputati di sinistra hanno votato tutte le leggi della Ursula, quella di aggiustare le case che ci vorranno 50-70 mila euro, le macchine elettriche dove andiamo a prendere i soldi che il 70% dei pensionati prendono sotto i 1000 euro. Due cose, Luciano, Mirella, il mio secondo nome, il primo è Guarino, onorevole Cisin, ci sentiamo su Instagram, sono sempre con lei, una deputata olandese, eurodeputata, l'ho visto che ha strappato tutti i fogli davanti a Ursula, e vedremo dove andrà a finire questa Ursula con 70 miliardi dei vaccini, che ha cancellato tutti i suoi SMS. Mirella, guarda che gli eurodeputati, certi eurodeputati fanno per l'Italia l'An Europa, vorrebbero fare per l'Italia, invece certi eurodeputati fanno contro l'Italia, fanno contro. Grazie Luciano, devo correre. Non ho detto che non fanno niente, ho detto che non c'è trasparenza su quello che fanno, che è molto diverso. Noi non sappiamo mai niente, queste commissioni cosa decidono, chi firma, cosa e quando. Questo vorrei chiedere a Ciseri, se fosse più trasparenza nella comunicazione di quello che fate, perché è quello che vogliamo. Prego. No, sono molto d'accordo, sa. Infatti io da sindaco, ma la stessa cosa intendo farla anche al Parlamento europeo, ho sempre raccontato in maniera trasparente quali sono le attività. A volte è complesso ed è difficile, ma è necessario. Sono sempre stata molto chiara, trasparente, e intendo esserlo anche al Parlamento europeo. Vi ho raccontato in maniera molto trasparente quello che in questo mese è già successo. Ha ragione l'ascoltatore rispetto al tema, ad esempio, che ci sono dei partiti in Italia che hanno acceso la lucetta verde per la von der Leyen dopo che ha fatto dei disastri per 5 anni, e l'hanno fatto dei partiti che stanno anche nel centrodestra, ma che lì stanno seduti vicino alla Schlein, a Prodi, vicino ai Verdi, quelli che obbligheranno noi a spendere 50.000 in media euro per sistemarci le case di proprietà, per un green inutile, ideologico, sbagliato, quando in Cina è tollerato tutto. È una vergogna. Allora noi sentiamo, devo correre, se no non ce la faccio. Sentiamo anche cosa si aspetta questo sindaco, invece, che continuerà a fare il sindaco Valerio Favero, ecco, dall'Europa, perché poi questi fondi del PNRR avrebbero dovuto soprattutto essere veramente sponsorizzati per il terzo settore, cosa che non è stata fatta se non in minima parte. Però sono stati fondamentali e tutti li vogliono questi soldi, anche se molto criticati. Però non avevamo neanche gli occhi da piangere, sindaco, non so se non arrivavano
questi soldi se riuscivamo a fare quello che in parte è stato fatto. Cosa si aspetta dal nuovo Parlamento europeo? Perché dicono ma sono due cose diverse. No, sempre là andiamo perché i soldi arrivano da là, non c'è niente da fare. Prego Sindaco Favero. Allora, a Pussagno, nel mio paese, nel nostro piccolo abbiamo ricevuto nel PNRR 1,5 milioni per un nuovo asilo nido e questa è già una cosa importante. Vero è che mi aspetto delle politiche che siano tese alla valorizzazione di quelle che sono anche le piccole realtà, cosa che, come si diceva prima, in Europa tanto è per l'impresa, tanto è per le nostre piccole realtà. Il mio comune fa 2.200 abitanti, un comune piccolo, però nei comuni piccoli si riesce spesso e volentieri a essere molto molto vicini al cittadino, alle esigenze proprio specifiche di chi ne ha bisogno. E queste realtà vengono evidentemente non viste di buon occhio dal punto di vista centrale europeo in particolare, proprio perché si pensa a macro aggregazione, a macro realtà, proprio come funziona per quello che si diceva, quello che diceva prima la collega neo-europarlamentare, sulle logiche che vengono tenute in Europa. Logiche che spesso e volentieri sono logiche che non sono dettate dal buonsenso e dall'attaccamento alla realtà e al concreto, ma logiche che secondo me sono dettate da delle lobby, perché lo sappiamo tutti che in Europa si decide in funzione delle lobby. Ci sono lobbisti che fanno pressione sui parlamentari europei, ma in particolare su chi dirige l'Europa, sulla von der Leyen di turno o su chi c'è al comando, per portare le decisioni verso delle logiche, delle strategie che sono delle strategie prettamente economiche. Quella delle auto elettriche è una logica prettamente economica, è una deviazione secondo me di quella che è una realtà, per portare ad un green che non è green, perché la produzione di batterie, la produzione di quell'energia elettrica è fatta tuttora con fonti fossili, quindi stiamo parlando di un green falso, di un green di facciata. Il green va fatto concretamente, va fatto nella realtà, non con delle logiche economiche per spingere a comprare auto che vanno a batterie e il litio chi ce l'ha? I cinesi. Quindi i grandi produttori di batterie che hanno come fondamento quelle che sono le materie prime, quelle materie prime particolari come il litio appunto, sono delle realtà esterne che fanno pressione nelle nostre sale dei bottoni, come si suol dire. Quindi secondo me mi aspetto dall'Europa, ma ne sono sicuro, perché secondo me in questa tornata di parlamentari europei è cambiato qualcosa e sono fiducioso che possa cambiare qualcosa anche in Europa, anche se purtroppo abbiamo visto che il primo passaggio è stato difficoltoso, ma secondo me le cose possono cambiare e devono cambiare. Io mi aspetto un'attenzione maggiore ai piccoli comuni e alle piccole realtà. Evidentemente non come sta succedendo, cioè abbiamo visto che sui piccoli comuni, ma su tutti i comuni italiani, c'è stato un taglio di quelli che sono i trasferimenti, quindi ci troveremo una volta ancora a dover fare tagli, e i tagli quali sono? Spesso e volentieri sono purtroppo rispetto magari alle nostre associazioni che fanno il bene dei nostri comuni, che fanno la realtà, il tessuto delle associazioni dei nostri comuni, che sono vessate anche quelle da normative sempre più stringenti che fanno passare la voglia di fare le cose, perché un'associazione con un presidente e un comitato e un CDA che nessuno prende niente, tutti lo fanno con spirito di volontariato puro e vero, quello vero, il volontariato che fa del bene alla gente, si trovano con una miriade di adempimenti da fare per fare una festicciola di un giorno, e a quel punto dicono: sapete cosa devo fare? Non la faccio. Mi vuole spiegare chi ha messo tutti questi adempimenti e questa burocrazia? Di sicuro non l'abbiamo messa noi, ma in Parlamento si decidono a capire che forse sono andati dalla parte sbagliata e che bisogna tornare indietro perché non si respira più. Abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Minella. Buongiorno. Buongiorno ai signori sindaci. Approfitto per fare una domanda, che sono proprio fortunato stamattina perché ho un sindaco di un comune piccolo e un sindaco di un comune grosso. Ecco, parliamo adesso, non voglio parlare di Europa, parlo dell'Italia. Ecco, io dico, quando la riforma degli enti locali? Prima cosa, e le spiego, signor sindaco di Monfalcone e signor sindaco di Povegliano. Signor sindaco di Monfalcone, lei mi risponderà.
di Possagno, sì. Ecco, risponderà. Al giorno d'oggi i contributi si hanno solo per bandi. Una volta si avevano, quando c'era la Democrazia Cristiana, come ha detto la Mirella prima, che si stava meglio di tutti, si aveva in proporzione alle conoscenze all'onorevole che si era vicino. E al giorno d'oggi tutti per bandi, forse è meglio così. Ma signor Sindaco, lei non ha le strutture per fare i bandi, perché è un comune piccolo, invece il comune di Monfalcone è un comune grosso e praticamente certe cose le può fare. Io dico, quando arriveremo alla riforma degli enti locali? Si immagini che ancora con tutta questa tecnologia uno deve andare ancora in comune per farsi il certificato di residenza, che con la carta di identità elettronica che abbiamo praticamente si può fare tutto. E allora guardiamo anche le nostre cose e si immagini l'ultima cosa, visto che abbiamo questi. Signor Sindaco, lei quando mette fuori i tabelloni elettorali vede che spesa che ha, che sono inutili, con tutte queste televisioni, con tutti questi giornali e tutto. Signor Sindaco, lei di Monfalcone è uguale, sono tutte piccole cose che praticamente non si fanno. Ecco, volevo una risposta su questo. A quando la riforma degli enti locali? Grazie e buon lavoro. Allora sentiamo Cisint e poi Favero. Prego Cisint. Allora, intanto voglio dire che noi siamo un comune medio, abbiamo 31.000 abitanti, diciamo, ecco, quindi, però sicuramente ha ragione il signor Gianfranco, siamo strutturati e quando sono arrivata, io ho lavorato per 30 anni da dirigente negli enti locali, quindi diciamo che la prima cosa che ho fatto è stata proprio quella di riorganizzare la macchina comunale. È logico che avere le persone giuste al posto giusto fa la differenza. Siamo riusciti a dare supporto anche a molti comuni piccoli, soprattutto per quanto riguarda, ovviamente abbiamo una ottima informatizzazione, devo dire che anche la regione da questo punto di vista è molto attrezzata. Quindi noi dal punto di vista diciamo organizzativo siamo molto ben piazzati. Abbiamo aiutato anche nelle gare, nelle materie che sono trasversali altri comuni piccoli, per quanto riguarda ad esempio il SUAP, per quanto riguarda il personale, per quanto riguarda il segretario comunale e altre tipologie diciamo di attività. È vero che in Italia si paga, soprattutto per i comuni piccoli, si paga l'impossibilità di reggere un bilancio dove le persone che lavorano sono tante, perché non puoi chiudere un bilancio così. E quindi io penso che sia fondamentale riuscire a trovare all'interno delle organizzazioni dei comuni, cosa che abbiamo fatto anche qui, una condivisione diciamo di attività per quanto riguarda certi servizi che così danno la possibilità anche ai piccoli di poter dare le risposte al cittadino. Per quanto riguarda i contributi c'è una norma nazionale da tempo e la separazione che ha portato Bersani peraltro di come dire, competenze tra le attività politiche, amministrative e la struttura hanno definito ciò che può fare l'una, ciò che può fare l'altra. Però devo dire che noi riusciamo anche a premiare tutte le occasioni in cui le associazioni, sia quelle culturali, quelle sociali, quelle sportive, riescono a diciamo portare avanti la loro attività. Ecco, anche lì la capacità sia dei sindaci sia dei dipendenti, i dirigenti o quelli che governano l'aspetto diciamo tecnico consente di trovare le migliori soluzioni. In Friuli Venezia Giulia la riforma degli enti locali avverrà a breve, in particolare per quanto riguarda l'aspetto delle province. Io sono sindaco uscente e diciamo farò comunque anche, rimarrò come già sindaco in questa amministrazione, quindi non faccio il presidente di regione, ma so bene che la regione Friuli Venezia Giulia è arrivata adesso insomma alla fine per riprendere una competenza a cui poi gli elettori giustamente diranno sì mi piace, no, non mi piace, che è quella delle province, perché ci sono alcune materie come ad esempio quelle della scuola superiore, quella della viabilità macro che attualmente in Friuli Venezia Giulia dopo la riforma assurda che aveva portato avanti la Serracchiani avevano diciamo perso il filo della regia. Ecco, quindi io penso che è vero che i comuni piccoli siano in difficoltà per un motivo anche ovviamente di scarsità di risorse, che la strada non sia quella degli accorpamenti delle amministrazioni, cioè un comune che si fonde con un altro, perché la specificità è un valore. Le persone amano dire questa è casa mia e non è una cosa negativa.
però la parte diciamo di attività amministrativa può essere condivisa per la ragioneria, per il personale, per le gare e per tante altre attività, in modo da garantire anche il CED. Noi abbiamo un CED, parlava di informatizzazione il signor Gianfranco, noi ad esempio gestiamo il CED per 5, 6, 7 altri comuni. Molto importante quello che ha detto, il problema è capire se queste cose molto importanti, soprattutto questa fusione, questa unione dei comuni, venga spiegata ai cittadini che riescono a capire l'importanza di queste due parole e poi decidere, che fino adesso a casa quasi tutti non hanno capito niente, né di unione né di fusione, o molto pochi se non addetti ai lavori. Favero, la Cisinta ha detto una cosa molto importante, la persona giusta al posto giusto, ma siamo sicuri che arriveremo a questo? Perché l'importanza di arrivare in Europa con una squadra competente e soprattutto entrare a far parte della stanza dei bottoni è fondamentale. Cosa ne pensa, Sindaco, ecco, di questa competenza che assolutamente in Europa dobbiamo avere e deve essere trasparente per tutti noi, compresi voi? Prego. Io penso sia fondamentale, ma in tutti i campi, anche fare il sindaco ha bisogno di persone che abbiano delle competenze, che abbiano delle capacità e delle visioni. Ripeto, a mio avviso in questa tornata elettorale europea ho visto una passione, anche proprio nella campagna elettorale, una passione diversa, una voglia proprio di cercare quello che è un cambiamento e l'imprinting, quello di aver capito che in Europa si decidono le cose e cosa si decide in Europa poi ha un riscontro concreto e tangibile nel nostro territorio, e quindi sono fiducioso perché ho visto essere eletti veramente delle persone che secondo me competenze ce le hanno, tra cui la neoeletta Cisinta, sicuramente avranno la possibilità di fare del bene per il nostro paese. Venendo poi ai piccoli comuni, il discorso che si faceva prima, sicuramente deve essere capita devono essere scisse le due cose, nel senso che l'identità deve mantenere, nessuno deve toglierla ai nostri comuni, perché io voglio che chi è da Possagno possa continuare a dire sono di Possagno, chi è del mio paese vicino possa continuare a dire che è di quel paese, ma la macchina amministrativa ha bisogno effettivamente di una massa critica che è diversa da quella di un comune di 2000 abitanti. Io ho 8 dipendenti, quindi nella realtà con 8 dipendenti si può fare ben poco o si fa molta fatica a fare delle cose anche grandi, sindaco, di cui ha bisogno il nostro paese. Ma se non do i servizi alla persona perché non ce la faccio, cioè non è un comune che può girare con 2 vigili visti i problemi che abbiamo, questa è la verità. Però si parla, però crescere in questi servizi alla persona non si cresce, sindaco, questa è la realtà. Tutti mettono la buona volontà, bisogna, però bisogna anche capire che i comuni in queste condizioni, specialmente se piccoli, non ce la fanno più, perché le esigenze dei cittadini, soprattutto la sicurezza, sono diventati fondamentali. Questa è la verità e sicuramente con le forze dell'ordine che abbiamo non andiamo da nessuna parte e perciò i cittadini si devono rimboccarsi le maniche e farsi anche da sentinella, così siamo arrivati nonostante le tasse che paghiamo. Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Ciao. Io sono d'accordo con la sindaca di Monfalcone, l'ho anche votata perché ha detto delle cose molto importanti che io condivido al 1000%, e anche con il sindaco che è lì in collegamento. Volevo dire un'altra cosa, è vero, il comune è piccolo, il sindaco ha un rapporto diretto. A Padova purtroppo non è così, Mirella, perché io il sindaco non l'ho mai visto, vedo i vice che passano, pensano solo alle piste ciclabili, ai parchi, e poi ci sono le immondizie, le buche nelle strade, sicurezza zero. Io ho chiamato perché dove vado a prendere il caffè, che ci sono 10 tavolini, è un centro storico dove passano anche le macchine, avevano messo dei pinetti, allora no, sono stati tolti le piante, Mirella. Io ho chiamato e ha detto adesso parlerò, mi ha parlato la segretaria del vice sindaco, l'ha detto, e poi
è pieno di gente, pieno di avvocati che vanno a mangiare, e tante persone hanno detto: ma come? Ci sono dei pinetti? No, solo a Padova, perché mio marito ha fatto dei lavori a Trieste in piazza, e ha fatto delle, come si chiamano, con i bar, si possono chiudere per l'inverno, a essere riscaldati. In tutta Italia così, a Padova non esiste. Allora io mi chiedo, il comune piccolo e chiaro che fa più fatica però ti dà anche più retta al cittadino, qua non dà retta a nessuno, ma non sono solo io che parlo, sai Mirella, parlo con i miei vicinati, io abito in centro, non è che abito fuori, la sporcizia, che dopo ci sia gente maleducata, io sono anche d'accordo. Sicurezza, lasciamo stare. Sì, grazie Sandra, è vero quello che dici, sicurezza vale per tutti ormai, dal piccolo al medio al grande. Devo correre Sandra, poi sono quasi in chiusura, però vorrei vedere tanta buona volontà, ordinanze, poi arriva il TAR e arriva la sentenza. Andiamo a sentire cos'è successo proprio a Trieste, proprio che ha coinvolto la nostra europarlamentare Cisint, che ha respinto l'ordinanza e il TAR. Andiamo a sentire. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto i ricorsi promossi dai centri culturali islamici Darussalam e Baitus Salat, presentati contro 2 ordinanze del comune di Monfalcone. Lo annuncia il legale rappresentante dei ricorrenti, Vincenzo Latorraca. I centri si erano rivolti alla giustizia amministrativa contro 2 provvedimenti emanati dalla sindaca Anna Maria Cisint, relativi a 2 diversi immobili utilizzati dai centri culturali per la preghiera, ma aventi invece diverse destinazioni d'uso che il comune ordinava di ripristinare. Secondo il TAR, il comune non ha adeguatamente dimostrato che il mutamento d'uso costituisca variazione essenziale. Nel provvedimento impugnato, infatti, si è erroneamente ritenuto che il mutamento della destinazione d'uso non fosse consentito per la zona dagli strumenti urbanistici comunali. Non si è adeguatamente dimostrato che il mutamento di destinazione d'uso comportasse modifiche degli standard. Per il TAR, si legge in una delle 2 sentenze, l'interpretazione comunale non solo non si fonda su alcuna esplicita previsione delle norme di piano, ma è con esse in contrasto nella misura in cui nelle zone residenziali sono espressamente ammessi i servizi e le attrezzature collettive. Non solo, una interpretazione siffatta che consentisse con carattere assoluto la creazione di spazi destinati al culto esclusivamente in determinate zone predeterminate dalla pianificazione, vietandolo in altre, potrebbe non risultare compatibile col quadro costituzionale. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, ha subito fatto sapere che ricorrerà al Consiglio di Stato. Le sentenze si rispettano, però si possono non condividere, si possono commentare. Credo che questa sia una sentenza sbagliata. L'impatto urbanistico che genera la presenza di così tanti musulmani all'interno di locali che non sono destinati a luoghi di culto è davvero evidente a tutti quelli che abitano e anche negli atti che ho potuto verificare. E tanto è vero che proprio per questa ragione noi abbiamo ovviamente già deciso che nei prossimi giorni provvederemo all'impugnazione di questa sentenza. Del resto non è la prima volta che perdiamo al TAR e vinciamo dopo davanti al giudice amministrativo definitivo. Provvederemo proprio ad impugnare questa sentenza davanti al Consiglio di Stato. È strano che il TAR abbia deciso in questo senso. Proprio l'altro giorno è uscita sullo stesso tema, stessa questione urbanistica di utilizzo di immobili commerciali, una sentenza di segno diametralmente opposto a Venezia. Ecco, questo fa pensare che talvolta i giudici prendano degli abbagli. In questo caso noi riteniamo che sia così e ci dispiace molto. Allora Cisint, come si commenta a distanza di qualche mese, com'è la situazione? Prego. Allora guardi, io sono dell'idea che i giudici non dovrebbero fare politica, prima di tutto. Sono dell'idea, dopo aver approfondito la sentenza, che se vale quello che hanno scritto, ogni sindaco può prendere il proprio piano regolatore, lo può buttare nel cestino perché non serve a niente. Qua dobbiamo metterci d'accordo su un aspetto. L'Italia è ancora un paese dove tutti hanno le stesse regole, le stesse opportunità e la legge in qualche modo dice a lei quello che dice anche alle associazioni musulmane? No, in questo caso, perché la pescheria e la pizzeria dove entrano 300, 350, 1900 persone a pregare, legittimo, qua non c'è niente questo non ha niente a che vedere con il diritto di culto, ma
come ha detto il Consiglio di Stato in una sentenza sulla sospensiva, il diritto di culto individuale. Quando diventa collettivo deve soggiacere alla legge. La legge dice che il piano regolatore, se è un'attività commerciale, tu lì hai delle regole diverse, non puoi farne una discoteca, non puoi farne un supermercato, non puoi fare una moschea. Le dirò una cosa, che a Padova sono stata da una famiglia dove accanto a questo complesso di abitazioni c'è un locale molto ampio che fino a qualche anno fa era una galleria di quadri. Da qualche anno in affitto un'associazione musulmana fa 5 volte al giorno, anche di notte alle 3 di mattina, la preghiera. La famiglia che mi ha chiamato mi ha dimostrato che addirittura il bambino di 8 anni viene svegliato ogni notte e ha un esaurimento nervoso. Ma la vivibilità delle persone è un diritto anche quello oppure no? Noi stiamo ricorrendo al Consiglio di Stato, ovviamente entro questa settimana, massimo i primi giorni della prossima, depositeremo le nostre istanze, perché riteniamo di essere nel giusto, riteniamo che il diritto di culto debba essere esercitato come ciascun altro, ovviamente diritto, anche quello al lavoro, è un diritto costituzionale, ma non è che da me vengono le estetiste mi dicono io adesso vado a crearmi il mio negozio in chiesa. Cioè non funziona così. Se siamo un paese dove tutti possono soggiacere alle stesse regole, quella è la democrazia. Parrebbe che quando trattasi di associazioni musulmane questo non vale. Noi comunque andiamo fino in fondo. Senta Cisint, fra poco partenza appunto per l'Europa, che squadra porterà con sé? Perché tutti portano la loro squadra, sono squadre anche importanti, speriamo che anche l'Italia quest'anno porti delle squadre importanti assieme agli europarlamentari. Lei come sceglierà le persone? Allora, io sono un tecnico prestato alla politica, ancora così mi ritengo, e soprattutto sono anche una persona che ha una grande esperienza ormai di gestione delle risorse umane. Una delle 2 cose sono molto importanti secondo me, anzi 3. Prima di tutto la voglia di fare, la competenza, e io cerco di dare le chance ai giovani. Perciò giovani al suo fianco? Sì. Giovani e competenti, le poste giuste, le persone giuste al posto giusto. Sindaco Favero, ormai siamo in chiusura, quanto importante è una squadra competente anche in giunta, assessori preparati, bravi? Ad esempio lei sa cos'è la disability card, Sindaco? Poi lo chiedo anche alla Cisint. Sì, è fondamentale avere persone preparate attorno perché, ripeto, nei comuni piccoli come i nostri dobbiamo anche farci le cose spesso e volentieri e quindi è fondamentale avere in giunta una squadra che si dà da fare, che ha la passione per il proprio comune, per la propria gente, ma questo ce l'abbiamo tutti perché come diceva bene la collega Cisint, la nostra è una missione, la voglia di darsi e di dedicarsi agli altri in maniera veramente spassionata, perché il ruolo del sindaco secondo me è un ruolo veramente che si avvicina molto a quello dell'associazione di volontariato, nel senso che è proprio la volontà di fare del bene per la propria gente. E questo è un qualcosa di fondamentale. Penso ce l'abbia chiunque si candida a sindaco, abbia in fondo debba avere, ma sono convinto che ce l'ha, questo tipo di atteggiamento. Quindi indipendentemente da tutto, questo è ciò che ci deve muovere, che ci muove e che ci dà la forza ogni giorno di affrontare tutte quelle che sono le piccole difficoltà che ogni giorno noi incontriamo e che abbiamo quotidianamente. La disability card sì, è io onestamente non la conosco in maniera perfetta. Guarda, avrei girato, sindaco, 8 sindaci con lei, nessuno che sa che esiste questa possibilità importante per i diversamente fragili. La chiamerò dopo, sindaco, la informerò perché non è possibile che ci sia questa card così importante e che i sindaci non lo sappiano. Poi sentiamo se lo sa la Cisint, che è molto importante, però prima sentiamo Monica da Montebelluna. Prego Monica. Ciao Mirella. Ciao. Volevo solo dirti che... Prego Monica.
Monica? Volevo dirti che sono stanca e non ce la faccio più. Monica, allora fai una cosa, lascia il tuo numero di telefono, ma lasciatelo bene, perché non è possibile che ogni volta ci siano i numeri sbagliati. Fammi una cortesia, lascia il tuo numero, ho già capito, sei in forte difficoltà, poi sentiremo come e perché, però lascia il tuo numero di telefono o il cellulare o il fisso come vuoi, ma ditelo 2 volte, ripetetelo, perché sennò non riesco a mettervi in contatto con voi. No, purtroppo funziona così, non so cosa succede, però quando vi chiamo, non sempre, ma molte volte il numero non corrisponde. Monica, mi raccomando, lascia il numero in regia. Grazie Monica. Allora, Cisint, Disability Card. Allora, intanto condivido quello che ha detto il sindaco. Il sindaco si è 24 ore al giorno e tu è come la famiglia. Tu lavori, fai le cose, hai le responsabilità, non le senti, vai avanti, cerchi di risolvere, e questo è il sindaco. Ecco, questo è un lavoro fantastico. E io per 8 anni, diciamo, mi sono dedicata 24 ore al giorno, 7 su 7 a fare quello che poi i cittadini ti riconoscono che fai, perché ti vogliono bene, ti apprezzano. Quindi è un lavoro bellissimo, molto difficile, sottovalutato, sottopagato, ma il ruolo penso è più bello, perché certe cose tu le fai e rimarrà sempre il fatto che tu le hai fatte, è così. Guardi, noi sull'aspetto disabilità lavoriamo tantissimo. Pensi che siamo stati il primo comune che ha vinto in Friuli Venezia Giulia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il PNRR per fare il centro sportivo integrato. Lo stiamo completando, lì si farà sport assieme, persone con disabilità e normodotati, oltre a un progetto che abbiamo approvato anche di un certo numero di milioni di euro, perché i marciapiedi siano sempre di più tutti a dimensione ma questa è una cosa, io le ho chiesto se sa cos'è la Disability Card. È un progetto europeo che rende, diciamo, la possibilità di una carta che ogni persona in ogni paese, per ogni paese, ogni attività necessaria ha a disposizione. È semplicissima anche da ottenere, perché è una modalità informatica, e quindi è un progetto che è utile da poter sviluppare, da ottenere. È una card dove tu hai la possibilità, ad esempio, di parcheggiare, se hai non serve che tu fai la richiesta allo specifico comune. Ad esempio, con quella carta vai a Monfalcone, vai a Roma, basta che ci sia l'aderenza dei 2 soggetti, dei 2 comuni, tu ad esempio puoi parcheggiare senza fare ulteriori richieste. Ci sono, diciamo, dei servizi che in maniera da sinergia possono essere utilizzati tra i paesi all'interno dell'Italia e anche all'interno dell'Europa. Allora, non è proprio così, le manderò anche lei questo signore, questo presidente di questa associazione importante di disabili, che fa capire che forse bisogna fare più informazione, più comunicazione per questa carta, che è gratuita e viene erogata dall'INPS. Nessuno sa niente, sono già 9 sindaci che sento qualcosa, la CISI, ma non completa, perché purtroppo queste fragilità non sono al corrente che c'è questa possibilità, dove loro possono lasciare a casa tutti quei fascicoli di carte quando si recano in qualsiasi ufficio o per fare anche un acquisto importante. Con questa semplice tesserina possono lasciare a casa tutti i fascicoli, perché ogni volta che arrivano su un ufficio manca sempre qualcosa. Questa carta dà la possibilità a loro di fare qualsiasi cosa, diritti e doveri. Non lo sa nessuno. Perfetto, andiamo avanti così. Bene, grazie ai miei ospiti, grazie a Valerio Favero, sindaco di Possagno, centrodestra, grazie a Anna Maria Cisi, sindaco europarlamentare di Monfalcone, di essere stato con noi. Buon lavoro, grazie. Grazie a te, grazie a tutti i telespettatori. Pubblicità. Allora, prima di presentare altri graditi ospiti, abbiamo Luciano in stand-by. Dai Luciano, prego. Luciano? Niente. Sì. Eccolo qua. Ciao Luciano, prego.
Buongiorno Mirella. Buongiorno. Oggi è dalle 9 che ti seguo. Oggi, cara Mirella, ti do il 1000% di ragione. Sì, prego, buona giornata a te e ai tuoi ospiti. Allora ti do 1000 volte ragione. Eravamo il quarto paese nel mondo industriale. Siamo andati in Europa, siamo quasi ultimi. I signori ministri avere 10 o 20 mila euro al mese, quella metà basterebbe. Io ho lavorato 50 anni, 44 anni di contributi, 1400 euro. Ti do pienamente ragione quando devo dire qualcosa. Poi la signora, la sindaca di Monfalcone, veramente è una grande sindaca. Guarda, io sai che ho le mie idee. E io sono rispettoso, ho fatto gli immigrati, i genitori, i fratelli. Questi signori musulmani a Monfalcone e robe non si integreranno, è miopia criminale l'integrazione con questi signori. Vogliono portare la loro religione, vogliono essere loro i padroni della nostra. Io sono cristiano, credente nel mio Cristo e non a Maometto. Loro non vengono qui, vogliono fare i padroni, vogliono portare la loro religione e che vadano a casa sua. Lo dico pacatamente da cristiano e da italiano. Molto chiaro, grazie Luciano, sappiamo le riflessioni, perciò ti conosciamo. Hai detto anche la tua riflessione anche questa mattina. Sentiamo adesso cosa ne pensa Luca Spavanetto, consigliere regionale Veneto Fratelli d'Italia, di essere qui con noi in presenza. Ringrazio, saluto anche collegata da Treviso Valentina Pizzo, un avvocato che ha invece le idee chiare, molto chiare, su quello che è il miglioramento anche culturale del nostro paese. Vediamo un po' alla volta se ci arriveremo. Allora, partirei proprio da Valentina Pizzo. Avvocato, ha sentito la telefonata di Luciano? Sì, ma mi sono collegata da poco e quindi ho perso tutto quello che è stato detto prima, mi dispiace. La diversità fa paura, specialmente se facciamo di tutta un'erba un fascio. Bisogna dialogare, comunicare, saper ascoltare, saper capire che il mondo sta girando e noi dobbiamo un po' cercare di raggiungerlo velocemente. Questo giro, non a caso si parla di intelligenza artificiale. Allora, intanto spieghiamo chi è Valentina Pizzo, avvocato. Prego Valentina. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie a Mirella per l'invito in trasmissione di nuovo. Non è la prima volta che mi collego, sono un'avvocata, anche se leggo sotto avvocato, ma diciamo che oggi è il tema. Io la lascio libere perché non capisco più niente. Avvocato mi dice avvocata, avvocato, perciò andiamo. Avvocata. Prego avvocata, adesso andiamo con l'avvocata, prego. Avvocata, anche se adesso esiste questo DDL pendente che è volto a eliminare la declinazione femminile, è una proposta della Lega, ecco. Quindi diciamo che quando stiamo parlando di integrazione, di evoluzione, in questo momento storico, ecco, noi ci siamo. Ecco, io mi occupo di diritti civili e diritti LGBT in particolare. E com'è la situazione? Tante battaglie per vincere la guerra, qualche passo indietro, 3 passi avanti, 1 indietro. Com'è la situazione ad agosto 2024, dopo che abbiamo sentito veramente tante battaglie fatte da queste persone che veramente cercano di far capire l'importanza anche dell'ascolto? Prego. Che siamo fermi a come eravamo poco tempo fa, nel senso che non esiste una legge che espressamente riconosca le famiglie omogenitoriali, non esiste una legge che combatta l'omobitransfobia, siamo ancora qui che precludiamo le adozioni ai singoli, alle singole e alle coppie dello stesso sesso, quindi sì, non ci sono belle notizie al momento. Sentiamo come commento Luca Spavanetto, consigliere regionale Veneto Fratelli d'Italia, alle parole dell'avvocato Pizzol, l'avvocata Pizzol. Allora saluto l'avvocata e io ricordo solo nel Salve Regina, nella preghiera, avvocata nostra riferito alla Madonna. Detto questo però, una battuta me la permetta, me la consenta, io rispetto le idee anche se non mi piacciono anche a me le declinazioni al femminile, ma per il semplice motivo che penso che non siano quelle poi la discriminazione alla persona che ha e ricopre un ruolo.
No, cosa posso dire? Per quanto riguarda la questione della situazione dei diritti civili, io penso che, a differenza di quella che è stata la narrazione della sinistra in questi ultimi anni, e soprattutto nel paventare l'ipotesi di una diminuzione dei diritti con un governo di centrodestra, penso che questo insomma possa essere palesemente smentito dai fatti, visto che mi pare che in Italia si viva allo stesso modo o forse anche meglio di qualche anno fa. Io credo però che per quanto riguarda tutti i tipi di discriminazione le leggi ci siano. Se poi ogni volta bisogna aggiungere una lettera alle sigle LGBT, PQ, eccetera, io non entro nel merito di questo, ok, c'è chi fa questo mestiere e segue questi particolari. Io penso che in Italia una persona possa vivere tranquillamente, indipendentemente dalla sua declinazione o inclinazione, sessuale, piuttosto che religiosa, piuttosto che... Io credo però che quello che poi fa scatenare la reazione dello spettatore di prima, quello che ti segue e che ti ha telefonato, non sia tanto l'atteggiamento di chi esercita il diritto, quindi dell'immigrato, come può essere di quello che in questo momento si comporta in maniera diversa rispetto a quella che può essere definita la normalità. Io penso che a volte queste cose nascono perché qualcuno pensa di essere più realista del re, e quindi quando io sento che bisogna togliere i crocifissi, se andiamo nel tema della religione, oppure che non si possono fare certe cose perché alla fine non sono coloro i quali in teoria sarebbero interessati da questo a chiederlo, spesso e volentieri, ma sono coloro che si fanno problemi e quindi in un'ottica di allora bisogna comportarsi in questo modo. Io credo che una persona che arriva da un altro paese o comunque entra in una realtà che non è la propria e rispetta le regole, viene rispettata allo stesso modo, e quindi penso che questa cosa qui alla fine, ripeto, sia innescata più da chi vuole andare oltre, dopo danneggiando queste stesse persone, ok? Perché l'abbiamo visto col presepe, l'abbiamo visto con tante... Io parlo anche per esperienza personale, perché io ho due genitori che dall'Italia sono partiti e sono andati a lavorare all'estero, per quello la mia S finale, e io mi ricordo una cosa molto semplice, che erano rispettati e rispettati da tutti nella loro diversità, culturale, piuttosto che linguistica, piuttosto che... Perché? Perché quando sono arrivati lì si sono adattati alle regole del paese dove erano e non c'è stata nessuna limitazione. Allora, se chi invece poi arriva o fa delle battaglie su diritti che non sono nemmeno richiesti, come quello di eliminare il crocifisso, il presepe, tutte queste cose, che poi fanno incazzare, permettimi il termine, le persone normali che hanno ben altre cose da gestire o da pensare durante il giorno, durante la loro vita naturalmente, quindi parlo dei problemi di lavoro, risolvere i problemi della comunità all'interno dei municipi, piuttosto che, è chiaro che poi alla fine questo succede. Quindi io penso che questa narrazione sul fatto della mancanza di diritti non ci sia. Poi sulla fase di declinazione dei nomi, se vogliamo parlare del sesso degli angeli, siamo qui, ma io non ho tempo da perdere su ste robe qua, penso, come non lo hanno quelle persone che oggi amministrano un paese, una città, una regione. Avvocata Pizzol, prego. Non saprei cos'altro aggiungere alle parole della consigliera che è lì accanto a lei, perché visto che la declinazione di genere non è un problema, penso di poterlo declinare al femminile, visto che io vengo declinata al maschile. Se la mettiamo mi offendo, tranquilla. Ha detto che non si offende, perciò l'ha chiamata consigliera Luca Spavanetto. Avvocato comunque è latino, quindi la declinazione femminile esiste, non esiste alcuna ragione linguistica per cui non si possano declinare al femminile le professioni, e anzi non è un caso che più si salga nella gerarchia dei ruoli professionali il femminile scompaia, quindi bisognerebbe proprio interrogarsi il perché. Infermiera sì, ma sindaca non ci piace, perché cameriera sì, ma architetta no. Facciamoci queste domande, perché è un problema culturale. Però io vi ho invitato perché io vorrei parlare di un problema invece che mi preoccupa molto, è l'adozione. Allora, finché noi continueremo a cambiare le lettere dell'alfabeto a discrezione delle persone e invece di capire quali sono veramente i problemi che abbiamo, ad esempio l'adozione, che è difficilissima, che è costosissima, e non capiamo la possibilità di dare a queste fragilità
dei genitori, che possono essere tranquillamente, a mio avviso, 2 mamme o 2 uomini o 2 papà, l'importante è l'amore, il bene, oppure anche i gay. Mi ricordo, anzi lo saluto, quel bellissimo uomo che ha adottato questa bambina Down, che l'ho avuto anche ospite, meraviglioso, perché nessuno la voleva. Finalmente qualcuno ha capito l'importanza invece di dare affetto, famiglia a questa bambina che sta crescendo in maniera incredibile, perché ci manda le foto, i video, hanno girato anche un film. Forse non andremo da nessuna parte. Allora, o si vuol capire che qui bisogna cambiare registro, visto i bambini che ci sono, che stanno soffrendo continuamente, e non fare un business anche di questo, perché se ho soldi posso farlo, se non ho soldi, anche se ho la voglia di diventare mamma con un affetto o papà più grande del mondo, non riesco ad avere questo bambino. Cioè, Pavanetto, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, vogliamo capire di cosa parliamo o vogliamo sempre girarci attorno, tanto questi bambini rimangono lì con delle sofferenze incredibili. Avete visto dove vengono presi questi bambini? Ma siete mai andati a vedere? Io direi che qualche politico dovrebbe farsi un giro prima di dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, e forse dopo, guardando questi bambini qui negli occhi, forse riuscirà a capire che deve cambiare pagina, anche perché mi sembra che anche esponenti di questi partiti, sia il suo che della Lega, ma di tutti i partiti, io vorrei capire, hanno delle compagni anche diversi, senza nessun problema, lo dicono, si vedono, però chi non ha peccato scagli la prima pietra, e scappano tutti, perché così è. Chi è che non ha peccato e scaglia la prima pietra? Vogliamo vedere veramente la realtà anche dell'adozione, Pavanetto, oppure vogliamo sempre girarci da un'altra parte? No, io penso che sul tema dell'adozione, come anche dell'affido, che sono due realtà diverse ma importanti soprattutto per salvare delle piccole vite, delle future generazioni che poi devono crescere e crescono in maniera, diciamo, sana, o possono avere una vita, perché spesso e volentieri le adozioni vediamo che arrivano anche da paesi dove effettivamente potrebbero non averlo un futuro questi bambini. E su questo io dico la verità, allora, che il percorso sia difficile, parlo con molte coppie, molte persone che seguono questo iter, e devo dire che è molto complesso, però se la complessità è dovuta in parte dal capire se le persone sono adatte poi ad avere a poter adottare un bambino, cioè se sono preparate, se sono all'altezza di poterlo poi fare crescere, beh, questo ben venga, perché è vero sì che diamo un futuro a un bambino, ma che non gli diamo magari l'inferno a un bambino, perché anche questo è da comprendere, da capire. Se invece la questione è burocratica, economica e lunga, semplicemente perché non ci vogliono dare risorse a questo sistema, su questo sono pienamente d'accordo che la cosa va combattuta. Poi, per quanto riguarda l'adozione, io non faccio distinzione su chi adotta chi, cioè nel senso che, come ha detto lei, ha usato un termine, a me, che la persona che ha adottato la bambina disabile o meno abbia un'inclinazione sessuale diversa dalla mia, oppure che sia, a me non cambia nulla assolutamente. Io penso che l'amore, sotto questo punto di vista, possa non avere, soprattutto nei confronti di un figlio o della crescita di un bambino, non ha secondo me, non può essere fatta distinzione su questo. E penso anche che proprio in quelle che sono state le battaglie contro l'utero in affitto, piuttosto che di questi ultimi anni, che se ne è parlato molto, penso che proprio per la necessità di tanti bambini che devono avere un futuro, o possono o devono avere un diritto di avere un futuro, beh, penso che questa cosa possa essere un ottimo strumento per dare un futuro ai bambini, ma anche perché queste persone possano, insomma, crescere una famiglia nella loro diversità. E io penso che non ci sia diversità, ripeto, la diversità c'è quando qualcosa, diciamo, non quadra. Io penso che siano semplicemente persone che hanno delle idee, piuttosto che, come si dice, delle inclinazioni sessuali diverse, ma io di diverso non trovo nulla sotto questo punto di vista. Questo è il mio pensiero, ma penso che sia anche il pensiero della maggior parte di molti, anche, non solo all'interno del mio partito, ma in maniera trasversale nell'ambito politico. Sentiamo l'avvocata Pizzol come commenta. Prego, avvocata. Beh, intanto mi fa piacere sentire queste cose, devo dire la verità. Cioè, allora direi
perché non dare un seguito ai fatti, cioè alle dichiarazioni, dare un seguito con delle azioni concrete? Non mi risulta che Fratelli d'Italia abbia un disegno di legge volto ad aprire l'istituto dell'adozione che attualmente è riservato alle coppie composte da sesso diverso, per consentire anche a coppie dello stesso sesso o a single di adottare minori in stato di abbandono, perché la situazione è questa, che ad oggi un single o due persone dello stesso sesso non possono ricorrere all'istituto dell'adozione per andare banalmente ad adottare un bambino che si trova in un orfanotrofio. Questo ad oggi non è consentito, quindi se l'idea di base è questa, ben venga, realizziamola. Anche perché io ho parlato, proprio l'ho anche raccontato tempo fa, con un ragazzo minorenne, il quale l'ho visto, era molto pensieroso e anche era molto chiuso, un po' alla volta si è aperto e l'ho detto: come mai sei così? Sai, mi ha detto Mirella, perché poi loro parlano con la Mirella, un po' alla volta si aprono. Sono confuso perché non so più chi è la mia famiglia. Ho 2 papà, 2 mamme, 4 fratelli, non so più chi sono io. Allora, se questa è la condizione, perché famiglia vuol dire genitore, padre, genitore, madre, uomo e donna, non ci siamo proprio, Pavanetto. Perché se riusciamo a creare confusione con le famiglie normali, a questi ragazzi che non riescono a crescere in maniera tranquilla, serena, perché non c'è più la famiglia, e qua Dio, patria e famiglia, mi sembra che sia un motto che voi conoscete bene. Poi andiamo a vedere chi è questa famiglia e cosa produce questa famiglia come intesa con questo slogan. Non è così, perché questi ragazzi sono in uno stato confusionale, diventano anche aggressivi, pericolosi, perché si ribellano a questo non ascolto che non c'è più nella famiglia, non sanno più, non so più chi sono e che famiglia ho. Pavanetto, fa riflettere questa risposta di questo ragazzo? Allora bisogna capire un attimo il disagio e la motivazione per la quale sta vivendo questo disagio, ma penso che possa essere comprensibile in un ragazzo, insomma, che cresce. La confusione che viene generata da quello che è la normale, diciamo, normale ambito familiare rispetto a un ambito familiare allargato. Io credo però che, insomma, di casi, insomma, ormai negli ultimi anni, negli ultimi 30-40 anni, insomma, di separazioni, di famiglie allargate e così via, ci sia la dimostrazione anche di crescita di figure stabili, tranquille, insomma, che hanno capito magari che piuttosto di avere 2 genitori che litigano tutto il giorno è meglio avere 2 genitori felici, magari anche con altre persone accanto. Magari dello stesso sesso? Ma guarda, allora, quello cambia poco, ecco, lì magari la confusione nasce perché giustamente ci sono 2 vite diverse rispetto una alla precedente, insomma, perché se è nato da una madre e da un padre, poi si trova, insomma, con una realtà diversa, però penso che questo qua, insomma, un buon genitore possa anche fare un percorso con i figli, ma anche per se stesso, che possa accompagnare i figli poi a delle decisioni che possono traumatizzare. Cosa vuol dire un buon genitore? Cosa vuol dire essere un buon genitore? Per capire anche, visto che abbiamo un uomo, Pavanetto, anche un politico, capiamo anche come andrà a parare la politica, perché i temi verranno a galla prima o poi. Un buon genitore significa colui che non mette davanti se stesso prima di tutto, ma che nel fare delle scelte naturalmente pensa anche alle persone che ha accanto prima di tutto. Penso che questo sia un buon padre di famiglia, come viene definito nell'immaginario collettivo, ma penso che sia normale, insomma, cioè quando faccio una scelta non penso solo a me stesso, ma penso anche alle persone che ho accanto, che possono essere quelle nuove piuttosto che la famiglia o i figli che posso avere avuto nella mia vita. Quindi penso che questo sia la cosa fondamentale. Non c'è un istituto che possa definire un buon genitore da un cattivo genitore, poi quello lo si vedrà nel corso della vita del ragazzo che cresce e poi alla fine come è cresciuto. Però di casi, insomma, anche di buone famiglie con poi ragazzi che si ritrovano a prendere strade sbagliate ce ne sono. Io credo però che in questo momento storico la cosa più importante è che si torni al dialogo, quindi a cercare di avere un rapporto diretto che non sia solo attraverso i social, che non sia solo attraverso, diciamo, la comunicazione virtuale,
e quindi penso che questa sia la base fondamentale sul quale un genitore può costruire un rapporto con il figlio e Mirella, penso che tu possa condividere con me questo. Noi siamo cresciuti, adesso non so te, ma siamo cresciuti con genitori che lavoravano e con genitori con i quali non c'era un rapporto di amicizia e alcune cose erano fatica giusto a digerirle e a parlare, cioè, soprattutto magari parlo magari di genitori di sesso maschile piuttosto che i genitori di sesso femminile che magari erano più a casa, erano più vicine, però c'era anche un rapporto diciamo di rispetto diverso o comunque anche di paura di affrontare alcuni temi. Oggi invece siamo in una società dove il genitore, oltre che essere educatore, spesso e volentieri diventa amico. Io su questa cosa insomma ci vedo un po', sono ancora un po' all'antica sotto questo punto di vista, perché è giusto separare le due cose. Però la prima cosa appunto è quella di essere educatori, cosa che negli ultimi anni abbiamo visto, soprattutto in quello che succede nelle scuole, abbiamo visto che spesso e volentieri questa figura manca, cioè la figura dell'educatore. Soprattutto anche questi giovani, Avvocata Pizzo, invece che sono molto più aperti, riescono a vedere oltre, hanno un panorama molto più ampio e questo fa ben sperare, bisogna puntare su di loro che forse sanno dove andranno a parare in futuro, perché sono molto accoglienti, non vedono il diverso come lo vedono certe persone anche diversamente giovani e soprattutto i bambini non vedono nessun problema per loro. Io li ho sentiti anche dalle interviste, l'importante è avere affetto, crescere sereni. Prego Avvocata. Sì, tutti gli stereotipi a cui siamo abituati sono frutto di una costruzione sociale, per cui i bambini sono rispetto a questi una tabula rasa, cioè per loro non c'è un'idea di cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, la loro idea se la costruiscono crescendo. Quindi per tornare un po' al discorso che si faceva prima, anche un bambino che cresce in una realtà composta da due genitori dello stesso sesso, per lui la normalità sarà quella, cioè nel senso che la sua famiglia è composta da due persone dello stesso sesso. Poi ovviamente non mancheranno al di fuori di quella famiglia altri riferimenti come lo zio e la zia, il nonno e la nonna, che gli daranno l'idea che esistono altri tipi di famiglie. Quindi il concetto di famiglia di cui si parlava prima è un concetto sociale, cioè che muta con l'evolversi dei tempi. Una volta sarebbe stato impensabile parlare di famiglie ricomposte, perché una volta il concetto di famiglia era veramente legato al dato di sangue, cioè c'era il matrimonio e i figli nati legittimamente all'interno del matrimonio. Abbiamo cominciato a smantellare questo istituto e quindi oggi il concetto di famiglia è diverso da quello che poteva avere 50 anni fa. Avvocata Pizzo, cosa si aspetta dalla nuova Europa? Perché sembra, almeno dagli ospiti che ho anche in queste settimane, in questi giorni specialmente, ci sia molta aspettativa su quello che dovrà legiferare e le leggi che si dovranno portare avanti. Lei cosa si aspetta, Avvocata? Allora, cosa mi aspetto nel concreto? Francamente non lo so, cioè, l'unica cosa che dico è che per il settore di cui mi occupo io devo molto a quello che è stato fatto a livello europeo, perché parliamoci chiaro, ad oggi se non ci fosse stato un Consiglio europeo che ci avesse o un Parlamento europeo che ci avesse raccomandato di legiferare introducendo un istituto che tutelasse le coppie dello stesso sesso, ad oggi non avremmo l'istituto delle unioni civili, cioè se non avessimo avuto un monito dall'alto. Quindi tutti i passi in avanti che sono stati fatti nell'ambito dei diritti civili sono dovuti veramente a una sensibilità che non è nostra, non è italiana, è prettamente europea. Quindi io spero che si continui ad andare in questa direzione qui, ovviamente. Abbiamo Sergio da Vicenza. Ciao Sergio. Buongiorno. Volevo fare una considerazione più che su quello che sta dicendo l'avvocatessa, su quello che diceva lei, la conduttrice, poco fa nel suo intervento a proposito di giovani, ragazzi, bambini, eccetera, e la necessità di puntare, tra virgolette, sull'infanzia. Ma molto brevemente,
È una grande verità, è una grandiosa verità, ma è una cosa che dovrebbe essere sotto gli occhi di tutti, e invece sotto gli occhi di tutti c'è esattamente il contrario. Cioè, noi viviamo un'epoca nella quale, soprattutto qui nel ricco e opulento nord-est e nel nord Italia in generale, tutto è a misura di pensionato. Tutto è a misura di pensionato, anche le campagne elettorali. E il pensionato incarognito, incattivito, invecchiato e che vede tutto nero perché è pessimista di natura, lo dico anch'io in prima persona, è pessimista di natura perché è invecchiato e il mondo gli sembra peggiorato su tutto, in tutto, e tutto gli sembra caotico, impossibile, irrimediabile, era molto meglio prima. Non è così, non è così. È così invece che i politologi e gli studiosi di marketing politico moderno organizzano le campagne elettorali. Fate andare a votare quelli che comunque voteranno sempre e voteranno per voi, più cose terrificanti direte. E così la destra, la destrona e perfino l'estrema destra vincono, e la sinistra, che non riesce a mandare a votare i giovani, le donne, eccetera, perde. Ecco, avevo da dire questo. E volevo dire che il suo intervento di prima, mi riferisco alla conduttrice, è quanto di più centrato sentito negli ultimi tempi. Grazie. Grazie, ti ringrazio molto Sergio, ma io dico quello che sento, quello che provo e quello che a mio avviso è giusto parlarne, perché bisogna anche iniziare a parlare di queste cose e di dire ognuno con le proprie riflessioni. Io dico sempre che dobbiamo sentire i favorevoli e i contrari, però dialogare, non c'è niente da fare, bisogna dialogare e cercare dopo di trovare una soluzione e non fermarsi all'ascolto ma agire. Ecco, come agirà Fratelli d'Italia quando questi problemi si manifesteranno in maniera molto forte, perché prima o dopo arriveremo là. Allora, io credo che c'è un ministro della famiglia che sta lavorando su alcune tematiche, anche scontrandosi naturalmente con quelle che sono state le posizioni dei governi precedenti negli ultimi tempi, cercando di dettare una linea, ma penso che alla fine, come hai detto tu Mirella, si arriverà ad una sintesi di quelle che sono le esigenze, ma soprattutto anche l'evoluzione dei tempi. Io non penso che ci sia una chiusura sotto questo punto di vista, anzi. E se alcune leggi mancano perché purtroppo nel nostro marasma di leggi, e l'avvocata penso che conosca molto bene il sistema, cioè abbiamo più leggi che esigenze forse sul quale legiferare, magari mancano quelle più importanti, ma ne abbiamo tantissime. È chiaro che poi una cosa poi apre lo spazio ad altre. Per quello qua sulla questione delle unioni civili magari ci è voluto molto tempo, perché la paura che una virgola piuttosto che potesse aprire lo spazio a quando si tratta di parlare di matrimonio, per esempio, c'è chi dice no, ma il matrimonio è matrimonio tra uomo e donna, invece queste sono unioni civili, cioè ci sono anche delle differenze che sono state, diciamo, volutamente personalizzate o comunque, diciamo, specificate. Io ripeto, però credo che dal punto di vista, proprio per l'atteggiamento che ha sempre avuto la Premier Giorgia Meloni, che non ha nascosto nemmeno le sue, tra virgolette, difficoltà familiari quando è successo lo scandalo, insomma, diciamo la separazione, insomma, dal compagno e così via, io credo che abbia la capacità di fare sintesi di quelle che sono le esigenze del tempo e quindi di, diciamo, non diminuire i diritti, anzi, ma di poterli allargare ancora di più. E penso che tra qualche mese, visto che sono 1 anno e mezzo che il governo è in carica, quasi 1 anno forse e 10 mesi, ecco, diciamo così, tra 2 anni o 3 anni magari potremmo essere qui a definire questi argomenti in maniera molto più diciamo, studiata, ma anche naturalmente con l'avvocata che ci dirà che qualcosa in più è stato fatto. Avvocata Pizzol? No, io su questo punto sono fortemente in disaccordo, perché Fratelli d'Italia è il partito che ha portato avanti il DDL Varchi, che sappiamo essere la proposta di legge per introdurre il reato di maternità surrogata come reato universale. Ma mi pare intelligente. No, parla uno, poi parla l'altro, funziona così. Quindi questa è la proposta di legge che è stata veicolata con priorità assoluta rispetto al tema del riconoscimento dei figli nati in contesti omogenitoriali da una PMA
eterologa effettuata all'estero, perché banalmente abbiamo tutti i bambini di Padova, della vicenda di Padova, a cui la procura ha impugnato gli atti di nascita proprio da quando c'è il governo Meloni, ecco, e che ora si trovano con un secondo grado di giudizio pendente, perché siamo in corte d'appello, dove si sta discutendo se cancellare o meno la madre di intenzione di questi minori. E quella doveva essere la priorità assoluta del nostro Parlamento, legiferare per tutelare questi bambini, tant'è che la Corte Costituzionale nel 2021 aveva lanciato ben 2 moniti al Parlamento dicendo: dovete tutelare i bambini, dovete introdurre una legge che consenta alle coppie omogenitoriali di riconoscere questi bambini. Benissimo, è stato fatto? No. E cosa ha fatto Fratelli d'Italia nel frattempo? Si è occupata di prevedere il reato di maternità surrogata in modo tale che sia perseguibile ovunque, ok? Non entro nei dettagli, però il concetto è che era già un reato la maternità surrogata, non c'era bisogno di occuparsi di questo in questo momento. Quindi non è vero che le priorità del partito sono, cioè, insomma, diciamo che c'è un po' un accanimento verso quello che non è il concetto di famiglia tradizionale, perché se no io non farei il lavoro che faccio, ve lo dico, sarei a casa. Sentiamo allora adesso Luca Spavanetto, prego. Allora, premesso che fino a ottobre 2022 ci sono stati 9 anni di governi dove all'interno ci sono stati il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico è sempre stato presente nei governi, tecnici o meno. Abbiamo visto che insomma i cosiddetti estremisti di destra non sono stati al governo negli ultimi 9 anni. Penso che adesso scaricare le colpe tutte su quello che non è stato fatto a un governo, diciamo, di stabilità nazionale, chiamiamolo così, che è quello eletto dal popolo nel 2022, penso che sia insomma solo propaganda, e mi spiace insomma che l'abbia fatto in questo momento. E lo dico perché il reato di maternità surrogata io penso che sia un reato vero e proprio, e penso che il DDL Varchi sia stato portato un disegno di legge naturalmente in Parlamento proprio perché è l'assise penso principale dove deve essere discusso questo. Ok, e quindi lì ci saranno poi i pro e i contro a questa situazione. Naturalmente una buona legge poi arriva da una sintesi di quelle che possono essere i vari emendamenti, le varie richieste, l'ascolto con le associazioni e quant'altro, ma perché non trovo nulla di più terrificante di far mantenere in grembo a una donna pagata per 9 mesi una creatura che poi viene strappata e data ad altre persone. Allora, siccome fino adesso ci siamo scandalizzati di quanto è difficile adottare un bambino, io penso che invece quello possa essere uno strumento per dare il giusto, tra virgolette, amore a una persona che invece non ha per colpa sua, ma è nata magari in una situazione di disagio o vive una situazione di disagio, a differenza di chi invece per, diciamo, un principio contro natura vuole avere un figlio che cresce in un grembo di una madre al quale viene strappato. Per me questo è un reato. Perciò Pavanetto no maternità surrogata, sia adozione certo. a 2 uomini o a 2 donne. Avvocata, come commenta? Allora, il reato di maternità surrogata esiste dal 2004. Cioè, non è che questo governo aveva la priorità di dover introdurre il reato di maternità surrogata, semplicemente questo DDL è volto a ampliare le maglie di perseguibilità del reato, ma è già reato. Quindi io dico, di fronte a una condotta che è già considerata reato, perché la priorità non poteva essere quella di aprire l'adozione, che lì sì manca la legge, alle coppie dello stesso sesso? Quindi non mi convince quello che viene detto, cioè al riguardo il fatto che no, ma il governo non può assumersi le colpe dei governi precedenti. Intanto guardiamo che cosa sta facendo adesso per i diritti civili, perché quando potevano essere accordate delle priorità, di sicuro ampliare le maglie del reato di maternità surrogata non era una priorità, perché era già punibile, ok? Bastava semplicemente, banalmente, la richiesta del Ministero della Giustizia. Ora,
il termine di maternità surrogata e parlare sempre di un figlio che viene strappato a una madre è un concetto anche questo di propaganda, perché è sbagliato, cioè in molti stati non avviene in questi termini la maternità surrogata, quindi fare di tutta un'erba un fascio, scusate, ma è sbagliato anche in questo caso. Quindi diciamo che le priorità sono state altre. Avrei potuto, tra virgolette, capire questa lotta alla maternità surrogata se parallelamente ci fosse stata l'apertura all'istituto delle adozioni, ma così non è stato. Claudio da Marano Vicentino, prego Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ma io penso che, parlando in modo agricolo, quando la destra ha problemi va a aprire le porte del pollaio e fa scappare i polli, perché hanno problemi in Regione Liguria, che ha avuto il secondo fermo, il presidente, hanno problemi in comune a Venezia, hanno problemi in comune ad Aprilia, per non parlare in Sicilia. Però quando la gente è a casa non ha questi problemi di maternità surrogata o altre queste cose qua, non li sente proprio. Il problema della gente a casa è arrivare a fine mese, è la sanità che non ti chiama e stai là con la malattia per mesi. Quelli sono i problemi che hanno a casa. E non dire che fate scappare i polli per far casino e poi i problemi veri non vengono mai affrontati. Adesso avete tolto il 110 che dava lavoro, avete cosa mettete? Avete tolto la disoccupazione cosa avete messo al suo posto? Non avete fatto nulla. Sentiamo Claudio, grazie, perché sono in chiusura, sennò Luca Spavanetto non riesce a rispondere a queste domande. Prego Pavanetto. Allora rispondo velocemente. Sulla questione del 110 glielo dice uno che per lavoro purtroppo c'è cascato dentro nel senso che come azienda ho seguito dei lavori e ci abbiamo solo rimesso, quindi potrei anche dire che quello che voi poi leggete e il debito che è stato generato e soprattutto le truffe che non sono state per la mancanza di controlli, cioè è stato creato un sistema senza riuscire a fare i controlli necessari, e di truffe ne vediamo tutti i giorni per quanto riguarda il 110, se è vero che da una parte ha dato il lavoro e un lavoro diciamo drogato, perché nel giro di pochi mesi bisognava trasformare praticamente la maggior parte degli edifici della nazione in edifici ecosostenibili, dall'altra parte è stato proprio poi il salasso più grande da pagare, cioè ovvero il fatto che la maggior parte di questi hanno gestito questa cosa facendo e creando una truffa vera e propria, e poi naturalmente quello che è il debito che andremo a pagare, perché ogni giorno gli uffici del bilancio dello Stato ci aggiornano su quello che è il debito crescente maturato appunto dal 110, e penso che questo sia una cosa. Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, non è stata tolta la disoccupazione, intanto la disoccupazione è diminuita già dai governi precedenti, il reddito di cittadinanza era un'altra cosa, il reddito di cittadinanza è stato tolto alle persone che non avevano diritto e che potevano andare a lavorare, che è una cosa diversa rispetto invece a quelli che hanno un problema e che oggi invece hanno tutte le agevolazioni e gli aiuti del caso, come è sempre stato fatto, quindi anche questa è una narrazione sbagliata. Poi sul fatto dei polli usciti scappati dal pollaio eccetera, questa non l'ho capita, visto che le vicende giudiziarie che ci sono in questo momento, come sono state in Liguria eccetera, avranno il loro percorso. Dall'altra parte i problemi sulla sanità, insomma vedete il Presidente Zaia insieme all'assessore Lanzarin, parlo naturalmente del Consiglio regionale, ci stiamo mettendo tutta la forza e la capacità di poter risolvere un problema che naturalmente si porta avanti da anni e naturalmente non lo abbiamo nascosto, ma cerchiamo di affrontarlo in maniera quotidiana. E poi chiudo dicendo, vero è quello che ha detto il cittadino, che i problemi reali sono altri, cioè di quando ci si siede in tavola e si cerca di mettere il pranzo con la cena assieme, è anche magari vero però... anche una roba sola, ma bravissimo, no, ma è anche vero però, e qui vado anche, penso, in accordo con l'avvocata che è collegata con noi, che un governo, anzi un Parlamento, come un Parlamento regionale, un Parlamento nazionale, debba anche affrontare temi etici, temi che sono magari per la popolazione normale filosofici, ma che in verità poi comunque, anche se dovessero interessare 100 persone su 50 milioni di italiani, comunque hanno lo stesso diritto degli altri 49 milioni e rotti. Quindi io penso che questo sia una cosa importante. Per quanto
quanto riguarda, e chiudo, sulla questione del DDL, io penso che non c'è nulla di più importante di portare all'interno del Parlamento la discussione, in modo che chi è stato eletto, anche se magari non ha preso i voti, ma con il sistema insomma che c'è stato, possa avere la capacità di confrontarsi su queste idee, portando naturalmente anche la voce dei propri elettori che lo hanno voluto lì in Parlamento, e quindi confrontarsi e arrivare magari ad una buona legge. Naturalmente aspettiamo anche le leggi sui quali giustamente l'avvocato ha detto non è stato legiferato fino ad oggi. Pochi secondi per salutarci, avvocata Pizzol, prego. Niente, vi ringrazio per lo spazio che mi avete concesso e niente, io allora a questo punto resto in attesa di vedere che qualcosa si muova a livello parlamentare, che non sia solo volto a togliere i diritti, ma che sia soprattutto volto a tutelare i bambini che già ci sono, ecco, perché in questo momento c'è un gravissimo vuoto di tutela in questo ambito, ecco, ed è fondamentale per loro ottenere un riconoscimento, perché non possono vivere. Devo chiudere, grazie all'avvocata Valentina Pizzo, grazie a Luca Spavanetto, consigliere regionale Veneto Fratelli d'Italia. Grazie a voi. Grazie a voi, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Ai porri con pecorino. La storia del formaggio ha origini antiche, ma acquista spessore solo a partire dal Medioevo. A lungo ritenuto cibo da poveri, a partire dalla seconda metà del 300 il prodotto caseario entra a far parte dei piaceri della tavola. Il formaggio più antico risale all'epoca dei Greci ed è il pecorino. Ingredienti per 4 persone: 400 g di bucatini, 300 g di porri, 50 g di pecorino semistagionato, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Lavate accuratamente i porri, privateli delle radichette e affettateli sottili scartando solo 1/3 della parte verde. Versate in una padella antiaderente 4 cucchiai di olio, fate scaldare leggermente, aggiungete le fettine di porri e fate stufare dolcemente per 10-15 minuti. Intanto portate a ebollizione abbondante acqua salata in una capace pentola. Immergetevi la pasta e cuocetela al dente. Quando i porri sono teneri, aggiungete un paio di cucchiai dell'acqua di cottura della pasta. Metà del pecorino grattugiato, salate e un'abbondante macinata di pepe. Scolate la pasta, rovesciatela nel condimento e rigiratela a fiamma viva per un paio di minuti. Mescolate delicatamente per farla insaporire. Cospargete con il pecorino rimasto e servite subito. Buon appetito!